Voglio, sono di nuovo qua, ma ce l'abbiamo fatto, voglio mano budello, che non sapete. Allora mi dovete far sapere assolutamente se mi sentite, fatemelo sapere possibilmente su Facebook, scrivetemi perché può essere il suo problema l'audio, tengo ancora mia moglie qua che mi può dare una mano, se si sente o non si sente, voglio importantissimo. Allora, dice sta, mamma stasera, chi è? Gianmarco Calcerro. Allora, Gianmarco mi stai sentendo? Fammi vedere, ci mandano un messaggio. Gianmarco mi stai sentendo? Mosso di nuovo in diretta, fammi sapere se si sente l'audio, vai, grazie. Ma da pizzerista. Allora, mi sta scrivendo Gianmarco, spero che mi senti. Fammi capire. Marò non ce la faccio più, mi sta venendo in fa. Ma sentite, voglio 210, ci siamo. Voglio assolutamente, coppa a Facebook, ma da fa sapere, ora o mai più, like pure che da Roma, da fa sapere se mi sentite. Appena ti vedo e ti sento. Grande Mario mi avvisiamo. Mario mi ha deciso, ma si è del video. Voglio scusate, mi sto parlando coppa a Facebook con un guaglione, per far capire se mi vede e mi sente, perché purtroppo sta succedendo una guerra. Allora, io ho scritto su Facebook, io ho fatto tutto a posto, dice Aurelio Fontana, vai, voglio, ci siamo, grandi bocca a tutta chi là che portano peste, scusate, io sono carissimo. Allora mi sentite? Mi sono sempre volgare, non è che solo stasera. Allora, chi è? Scusate, voglio parlo con la danza, kite. A ballo non ce ne fotte proprio, con allora sì ti vedo, ok, poi mi fa sapere solo se mi sente, Mario, a posto, grande Mario, grazie, a posto, amore, un pochino, faccio un urlo, casomai succede qualcosa, grandissima mia moglie, una donna da sposare, infatti l'ho sposata, allora, grandi guagliuccia, ma nasce morto, ma mangio computer, mi fa sapere quello che è successo, come un pazzo, guagliù, questa è una cosa, questa è da film, cioè io avevo messo, mi ero accertato di mettere la caricabatterie perché il bot carica si scarica un cazzo del computer, soprattutto quando ci metti dirette, belle e buone, ma come si può fare? Era il caricabatterie era collegato alla spina, era collegato qua, di me era scollegato al centro, cioè dove sta quella cosa di quadrata, era scollegata, c'è una cosa che non si poteva mai, si è mai vista, che non si è mai luata, che lo fila vicino a quel quadratino, non si era mai luata, quindi la vita sua, non so come si è levato ed è caduta la linea, voglio, ma noi ce la faremo nonostante che ci stanno portando una peste, ma una peste, voglio, ma ci fa una rattata di palle, scusatemi là,
proprio proprio che sono un uomo primitivo, ma mangia fa una ratta di palle perché ci stanno per stare, voglio già la sa Carlino, non dici niente, stasera su come ne pazzi, devo baciare Carlino perché Carlino stasera ci sta mettendo l'energia che deve. Grande Carlino, si un re, che ha girato una mocca a Carlino perché stasera voglio ci vuole tutta l'energia dell'Immobile Dream, ci vogliono tutti i palazzi che ha venuto, tutti i monolocali che ha rubato, che ha venduto Robertino in tutta la storia, tutta l'energia, voglio tutto. Allora, scusatemi se mi sto cagando proprio, vado subito sulla pagina di YouTube, voglio, scusatemi, me la serata che non si sta capendo niente, voglio, non si sta capendo nulla. Tengo pure paura e la mia pagina di YouTube mi dovete credere, voglio, ho anche paura di aprire la pagina di YouTube. Sto cagate sotto, meno male che sta che fanno poco a scemo e ci fa temporeggiare. Allora, eccoli qua, vi vedo, voglio, vi vedo Rosario Ciotola, Antonio Iaccarino, Valerio Esposto, si vede Luigi Tedeschi, a posto Cero Grandi, voglio Lady Dion, Pezzottra e Radio, ti voglio bene, ci sei anche tu questa sera. Andrea Biancardi, Crexta, Carla Fracci, non so Pezzotti Carla Fracci, voglio, la vedo di qui, con tutto cancioveca. Allora, mo partirà la mia voce indifferita perché ho aperto l'altra pagina di YouTube, ma non ci saranno problemi perché la stopperò appena potrò. Comunque io 310 persone in diretta, ma che stanno andando alla televisione, grandissimi, grandissimi tutti. Allora, eccolo qua, facciamolo all'audio, eccolo qua. Poi io non so come è andata a finire la storia con i Jackal, sacci solo che su casa caduta gliel'ho scritto, gliel'ho scritto, allora, comunque mi stai vittando una coppa a finestra, saluto amicello grande, Antonio Spoglio, saluto a tutti quanti, venga a salutare fino a casa, però stasera non lo posso salutare, voglio invece mangiarmi Jackal, il buono, frate a me, lo sai, ci penso commento, ci la mangiavo giù, ce la mangiavo e Clementino deve stare con noi, voglio, perché non si può stare sempre che è più forte, ogni tanto da sapere che casa caduta, e Clementino è una grande casa caduta, e deve stare con noi questa sera, non esiste, voglio, Clementino non ci può fare su sfreccio perché quando è vero Dio ci va a cappicciare a casa, ve lo dico, io lo dico la volta, lo dico per la seconda, ci va a cappicciare a casa, faccio piromane stasera, allora, ma che ma chi è che spara la prova? Non lo so chi è che spara la prova, Marco Sarnese, Antosca non fai niente prima che si spegne tutto, non faccio niente, hai ragione, forse ti stavi riferendo a prima quando ho baciato il mio Dio, Carlino, grandissimo, perché solo si ci può fare vincere stasera, grande, ma che succede che Jackal? No, i Jackal pratica, per chi non lo sapesse, hanno messo in mezzo sul fatto che, che Clementino deve dire 2 fritture, guaglio, ma siamo arrivati seconda all'anno i grandi Jackal, mamma ossia, io voglio io stimo, mangio sempre visti i video vostri, mi faccio il risata, però non è da fecca se caruta a casa nostra, non ho potuto fare questo, perché questo è, allora per me che siete più grossi che stanno a sentire, conoscono pure, no, non potete fare così, non ci potete a noi così, no, voglio, non lo fanno fare, non fa così, voglio, non l'hanno fa. Si parlerà alto mare grande Dario Valvo, stai pure tu stasera il più occasionale di tutti, Dario Valvo in a casa Caruto, te lo dico proprio in privato, lo dico proprio solo a te, grande Ciro Tuberosa, te voglio bene, forza azzurro, io c'ero sputo interno, no, voglio stasera io sapete in diretta normale parlo per ore su io, figuratevi stasera che non tengo niente avrei posso andare pure finire di mano e mattina sotto casate, a parte che anche se mi ha grande casato quello qua che mi dà la forza, mi dà ma posso vivere perché sono scaramanti che la voglio aprire a, capito, a vittoria ottenuta, facessero poche ciocconutto, ma comunque io non ho fame perché poi è tensione, voglio dire, è una tensione assurda. Chi le mette, che sta tesa perché come sarei su veramente mi si pacco, scusatemi perché tengo comunque diciamo di pile, comunque hanno picciato pure si fa una casa mia, cosa che non è che avviene sempre, stasera però l'hanno picciato, non so perché, e quindi si sura, si sta capere, si sta veramente alla grande. Comunque, l'ansia manco fosse Capodanno, ma Esposito fai buono perché sto trasmettendo le ad stanze a volo, innanzitutto non ci perdiamo sempre dall'obiettivo, ancora una volta vado anche io, ancora una volta fino all'ultimo sotto i posti, come si chiama qua, Clementino, a scrivere 10 case caduta Clementino, non esiste, a terremoto, quando si mette 300 io lo faccio qua, lo faccio di nuovo perché intendo niente avrei fino al Clementino, Clementino, mamma, si rende infatti, hai samma voce, Clementino, mamma mia, momento topico, Clementi fa l'om, Clementi fa l'om. Vabbè, da cantare prima, penso.
muoio, ma se viene infarto, si potesse tu cuore me, o ci di ma Clementino, va. Mamma mia, mamma mia. Ciao Clementi, sto a casa, non sto lontano, ma ti saluto stesso. Scusate, ma voglio sentire, voglio. Scusate, ma se non parlo, Sapete, parlo sempre, ma voglio sentire veramente. Quando sto lontana, suona, bello. Quante cose cambiate negli anni. Un amico mi chiamava e diceva fra te, perché se cadrai io ti rialzerò, ho visto qui vicino a te. La storia di un musicante migrante, anima vagante, guarda come cambia tutto quando sei distante, e la voglia di sentirti grande, sì quella canzone volante, guarda ma santa, ma mi stava vagando, così mi rendo freddo dentro tutto quello che ho. Dall'alto qualcuno ci tagli perciò, chi porta i figli ancora tutti i giorni, spero un futuro migliore, e c'è chi guarda fuori e prega il Signore, che lo scriva adesso con l'inchiostro sulla pelle, che tu ti credi ricordi come stiamo presente, i chiari di luna, la notte che fare riprende, che da bambini volevamo toccare le stelle, e quando bella canzone, voglio, non si può dire niente, ma dai, c'è solo Casa Caruta. Bella canzone, diversa da come le fa lui, però bella, bella, a me piace, non so voi, ma a me piace, vai. O fritto in culo, vai giù, sì, state scrivendo pure o fritto in culo, siamo 400 e noi in sta diretta, lo voglio bene a tutto quanto, voglio, ma da credere, momento storico. Clementine, queste cose ma nice, voglio, ramma c'è proprio tutta l'energia che teniamo, voglio, ramma c'è la sua, uno che sta cantando coppa a su pacca, facciamo c'è casa caruto, voglio, che passiamo a storia, vai, voglio, sono mana bu, stiamo mana tutto qua, stiamo, non lo so, voglio, stiamo a Rustam, non lo so, ma stanca a chi si sa da ricordare da questa cosa. Tengate un petto casomai, a casa da colo, pure sotto computer parlare, ma non lo posso fare, voglio, si dice casa caruto, che se no mi vedete. Comunque voglio bene, comunque vada, lo dico pure così perché è bello, è una cosa bella. Stiamo pare anni, ci siamo divertiti, vai, comunque vada. Però io voglio vincere, per carità, però voglio bene, lo dico mo perché la roba potesse stare troppo incazzata, casomai potesse stare troppo allegre. Lo dico mo grazie, voglio, abbiamo fatto una, passata una bella giornata alla fine. E siamo forti, voglio, siamo capaci di fare cose, siamo forti. Grazie. Tu. Clementino. Grazie. Casa Caruta, dicevo. Oh, mamma mia, vai giù, casa caruta, casa caruta, casa caruta. Ma no, mamma mia, vai giù, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, guarda, mi ha fatto cagare sotto, hai prima due fritture, mi ha fatto venire in faccia, vai giù, è champagne, champagne, oh, ma non può computer, risulta che sono il casato cola, vai giù, come promesso. Grande, la nostra, ha fatto, vai giù. Campioni d'Europa, del mondo, che dico, campioni del mondo e Casaluto campioni del mondo, mamma. Qua giù, bello, bello, no, vabbè. No, a casa da non andare a casa da casa non ci posso pensare, giù, non ci posso pensare.
voglio, ci posso pensare, ma è una chiagna, ma è quasi una chiagna. Mamma mia, voglio, mamma mia, mamma mia, voglio troppo bene, mi dispiace che non stiamo vicini, mi dispiace che non sto vero, sei una chiagna. Mi dispiace che non stiamo vicini, che non stiamo, che non posso, madonna, voglio, me ne pento, un po' me ne pento perché hai vissuto fare una cosa che stiamo tutti quanti abbracciati, perché mo ci stessimo abbracciando come se avesse segnato un apolo, voglio, perché è la stessa cosa, è la stessa cosa. Io mi posso pensare, non posso sbattere, non posso fosse perché se non mi ridezzo un computer per parlare, non lo posso fare. Già tutta la casa dopo col cango, se la mamma non si scasse pure il computer, veramente, mamma che cazzo, voglio un fa niente, no, fai qualcuno ha detto prima due fritti, non fa niente, chi le c'ha sono una casa caruto, non passa niente, ci voglio dire pure ma annazza telecamera, a fa però non fa niente, voglio prendere pure a buio, stasera che avete fatto un po' che casa caruto, però l'importante è che hai detto prima due fritture, ma se chiasse non faccio queste due fritture, l'importante è che hai detto casa caruto, voglio aiuto, troppo bello, troppo bello. Io spero che voi avete variato, non lo so, mandatemi i video che avete fatto vicino alla televisione, che non lo so, state festeggiate, che le cazzate fatte, non lo so. È storia, voglio, abbiamo scritto a storia, voglio, ma non so, siamo Patricia una a Sanremo, Casa Caruto, cioè, boh, io non lo so, voglio, mi pare un suono, non lo so, ma che già fa, ma già pugna, ma già, non lo so, ma già bruciato, ma pare un suono, voglio, ce l'abbiamo fatta, non, guarda, voglio, troppo, cioè, troppo l'anno scorso che la stronza, siamo al cuzzo, ci ha fatto rimanere così male, ma no, allora è destino, allora la vita è destino, cioè, la fuggire, perché alla fine ce l'ha fatta arrivare a oggi, perché ma forse l'hanno ringraziato e stiamo al cuzzo, guarda che vi dirò, perché l'anno scorso cioè, magari non l'avesse, se essa avesse detto casa caduta, noi che stanno non avessimo fatto niente, e invece forse Clementina ci ha regalato una gioia più grande di quella che ci poteva regalare Alessia Marcuzzi, perché Clementina è napolitana, ancora meglio, no? Poi Sanremo, prima sera, non lo so, ma che potevamo, che potevamo pretendere di più? Secondo me non lo so, è il massimo. Carlino, uno di noi, grande, adesso, mannaggia, morto. Aiuto, c'è una smucca a Carlino. Mannaggia, i sacchi, fa niente, musica radio. È lui, voglio chi se cagna in religione, chi hanno fatto la religione, voglio, cristianesimo, islami, ma che ce ne fanno la guerra, islamismo, cazzo, chi sta religione vera, voglio, è Carlino, voglio, qui se non meno santo, poi butti che proprio l'MD, proprio che sta là, e comunque no, voglio troppo bene. Voglio troppo bene, voglio ma dai, ma sto manco imbriaco, tra l'altro, cioè che non sono manco imbriaco. La faccia Alessia Marcuzzi dice The Anonymous, guarda stasera voglio bene pure Alessia Marcuzzi, me ne fotto proprio, perché quella delusione dell'altra volta ci ha fortificato, ci ha fortificato, perché siamo arrivati a ieri e oggi più arrembanti che mai, l'hanno scamazzato, io ma non lo so se ne abbiamo fatto più commenti là da voto con Alessia Marcuzzi o questa volta con Clementino, ma veramente voglio già io ci ho i miei dubbi, perché secondo me con Clementino noi abbiamo scassato proprio, io non so se vabbè, c'ho proprio un top, mi viene un top da laboratorio, l'amma papà e l'amma mettere a raccontare tutti i commenti che hanno fatto, ma secondo me, allora l'anno scorso con Alessia Marcuzzi saranno stati 6-7 mila commenti perché Nuaglione mi fece questa grande cortesia di contarli, chi stanno secondo me con Clementino saranno stati di più, saranno stati di più perché io ho visto una cosa assurda sotto a chi li commento oggi, sono stamattina vicino al computer, ma sono bruciati in retina, non giochi più, ma c'è trellendo, è incredibile, incredibile. C'erano video messaggi privati non a Facebook, scusa, io non sto capendo niente, non sto capendo niente, ma io non sto capendo niente, non sto capendo niente, ma da scusare, t'ha registrato, mi voglio bene, l'avete registrato, ma da credere, volesse abbracciare, volesse stare con voi in mezzo a una piazza, volesse abbracciare, ma è una chiagna, non chiagna perché mi pare un caso, però sono commosso io. Sono come 99 messaggi, si capisce? 99 messaggi, voglio non sto capendo niente.
sto capendo niente, voglio, abbiamo vinciuto il campionato del mondo, stessa cosa, secondo me è la stessa cosa, la fammo Antonio Mennillo, Pietro Ferraro, grande, Pietro Ferraro, oggi troppo bene, l'ha fattissimo, voglio Pietro Ferraro, oggi, l'ha fattissimo sto cosa, e mi si vicino al computer, ha fatto la grafica, voglio ringraziare tutti quanti, perché mi sento così oggi, cioè così è, siete voi, avevo meglio vostri, sono una casa caruta, Antonio Caleotto, voglio bene, mi stai chiamando, posso mai rispondere, voglio bene, mi stai chiamando in coppa a Messenger, bello, voglio Peppa Card, grande Peppa Card che oggi ha fatto il corso in tuo studio mentre Gianni Sinossi faceva l'intervista a Clementino e ha dato il suo contributo, c'ha a Clementino frate, ma con la casa caruta non è canzonato, sono sti guaglioni che stanno facendo questo budello coppa internet voglio a uno Angelo Mazzello, voglio leggere Mattia Lettieri, Manda, Andrew Comando, Gianmarco Callo, voglio bene Alberto Imperato, Sigrus, Paolo Grasso, Pasquale Calderopoli, Raffaele Montecarlo, Pari Degliolo, Raffaella Scala, Francesco Staiano, onore, voglio onore pure ai bannati, che sono stati bannati dalla pagina di Clementino perché l'hanno scamazzati i commenti e quindi sono stati bannati, onore a loro, non ce li dimentichiamo, sono morti in guerra, in guerra, voglio i bannati, sul campo di guerra, ma stanno chiamando tu quando coppa a Facebook, ma non vi posso rispondere perché veramente non vi posso rispondere, ma lo voglio troppo bene, voglio mi state scrivendo tutti quanti, piano piano, fra un anno riuscirò a rispondere a tutti quanti voi, ma vi risponderò e vi ringrazierò, lo sto ringraziando mo però con il cuore, voglio proprio, cioè con un messaggio lo posso scrivere, ma e ve lo scriverò, ma mo, cioè guardatemi da lui, ci sono quasi 20 anni, vi ringrazio, vi ringrazio a vita, hanno fatto la storia, chi è che sta? Avatar. Ah no, fatti bravo, Paravatar, non lo so se è mai stato detto questa, tale quale Avatar, sta anniscavata a questo, belle buone distanze, l'anniscavata dell'anno di Esumata, non so nemmeno chi, no, chi voglio sta capendo niente con il telefono, leggo solo i messaggi da YouTube, che manco riesco a leggere, sono bloccato, forse è bloccato la diretta, non lo so, ma mi rito in coppa YouTube, scusate, ma voglio perché a un certo punto io vedo che si è un po' la diretta. Mariano Genovese, Danilo Tammaro, mi vedete ancora su YouTube? Mo fanno un messaggio vocale. Danilo, scusami, mi vedete ancora su YouTube? Mi sentite perché sto capendo niente? Allora, cioè, ci mandato un messaggio nuovo a un po' a Facebook. Spero che abbiamo su sta sentendo. Spero che mi vedete ancora perché poi più che sto parlando soli, come sempre capita. Grande Emilia, che bella Emilia, grande Emilia che sta pure in Irlanda, sta pure all'estero, voglio grandi, sì c'ero grande, ok, mi sentite a posto, ma pensavo che non mi stavo sentendo più, voglio bene, voglio, ma ci fanno tutti casato con che sto pittando sangue, voglio, ok, voglio già ci vogliono mettere, il bastone fra le ruote, all'anima del caso caruto, si mi state prendendo in sta diretta, non credo, però all'anima del caso caruto, ti fa tenere infarto, mezza osso, sono contento che hai pure le fritture, però vi spacci, lasciateci pure qualcosa a nuca, già ieri che Noemi va ti fatto che cazzo hai te, no, e che cazzo, ma infatti no, quando hai tu le fritture sono rimasto troppo male, sono stato un attimo in silenzio, ho detto no, vabbè, non è giusta la vita, però, cioè veramente ho detto, ma la vita non è giusta per così, ora stanno le cose più gravi, però no, sta cosa non poteva succedere, che gli dicevo due fritture, cioè, va giusto, mamma, sono rimasti troppo male, io penso pure voi, poi a me se volevo perché sono qua la web, però sono rimasto proprio male, ma sono rimasto troppo male. Qua aspettate che 2 secondi, lui figli canta perché l'ha fatta apposta, 2 secondi, ma è casa caduto, oh, mamma mia, voglio, esplosione. Oh, voglio, mamma mia, chi dorme stasera? Voglio, stasera mi a ballare, non lo so. Stasera scimo, facciamo un flash mob a piazza del plebiscito, voglio, un'altra cosa, scusatemi perché sto facendo una casa caduta, veramente. Allora, se potete, voglio, anzi, datemi pure al mio numero, chiamo pure Vutamma a Clementino, Vutamma a Clementino, pure se mi è piaciuta la canzone, a me è piaciuta la canzone di Clementino, però Vutammelo perché su io non voglio la dare pure, deve avere pure lui qualcosa per forza, no? Pure se non se l'ha fatta senza volere niente in cambio, io voglio votare, voglio datemi un numero di Clementino che voglio votare, voglio spendere questa vita, sono Dio per occhio, ma questa volta non voglio risparmiare su nulla, voglio spendere nero, voglio telefonare, voglio votare pure io a Clementino perché poi mi piace la canzone e poi perché mi ha fatto troppo contento a tutto quanto, a me mi ha fatto troppo 455 il numero, so Paolo può votare, penso proprio sì che Angelo mi ha detto si paga per votare, penso proprio sì. Io chiamo qua in diretta, niente avrei, spero che tenga i soldi un po' telefono, mi faccia una figura di merda con voi, chiudi, il numero di telefono, che chiudi.
me li mandate pure il numero di telefono, ho premuto su, però non si chiamava. No, non lo so, fammi sapere, cioè, mandami il bucace fa 081, non credo, perché non credo che sui piano, cioè sui piano, scusa, sono di Napoli, questi qua di Sanremo, quindi allora, niente, no, si vede un attimo quanti spettatori erano, ma prima addirittura erano tipo 400, bellissimo, ma poi siamo 273, ma comunque sempre grandi numeri, sempre un numero spropositato, mai visto prima d'ora, comunque grandi. Allora, no, allora, che caso caduto così, non so chi lo sta dicendo, io sto capendo. Ah, scrivi il codice 02, devi inviare SMS, che caso caduto veramente. 45, già invia SMS e scrivo 02 a questo numero 475 4751. Ok, lo faccio subito, scusatemi, lo voglio fare subito perché per me è è un minimo che posso fare per Clementino, poi non è che posso dare 20 voto perché sicuramente tengo 2 euro, Cadine non di più, però lo voglio votare, voglio votare perché mi pare non ho mai votato da nessuno, mi dovete che nella mia vita non ho mai votato, ma no perché sono brocchio, perché sono molto sparagnatore, figurati si mette a votare euro, però voglio votare Clementino stavolta, solo che già come si mandano dei messaggi, che sono merito, non esiste. Allora, messaggi bloccati nel telefono nuovo, voglio non si capisce niente. Allora, messaggi, eccolo qua, magari è privato. Come si cazzo si scrive nei messaggi? Sto immaginando come state taggando in da con video, avevo luccato, avevo fatto struzzo con la tombetta, mi fa piacere, voglio troppo bene. Noi all'euro, dice no, voglio all'euro, voglio solo cansarci mandare un messaggio. Ma la già mandare ci devo riuscire, non esiste. Messaggi, ma come cazzo si mandano questi messaggi? Allora, cerca messaggi, ma non so mandare un messaggio, ma come poi c'è uno in un palazzo facile. Scusate, non stavo in rutto che a casa dove cioè, sta voglio che riesca a mandare un messaggio, ci chiama mia moglie per forza, ce l'ha già fa mannà, ma l'ha già fa perché sennò a finire mi scordo e non lo faccio più. Quindi chiamo mia moglie e gli faccio mandare il messaggio, non tengo niente da vedere, l'ha già fa. Allora, voglio sì, qualcuno sta mandando messaggi vocali un po' a Facebook, faccio ma così, ma dato qualche messaggio vocale lo metto a viva voce, non dici di parole, che faccio mi figure, un telefono mia moglie sta allora, mo mando proprio il telefono mia moglie, un messaggio così, così che rimanga tra di noi, mando un messaggio con il telefono mia moglie che lo so mandare, e poi c'è un euro a esso, perché la mia moglie non glielo darò mai l'euro, ma no, magari si telefona così piccino, sono abituato di più. Messaggi, allora, no, cioè ci mando un messaggio, non esiste, ci devo mandare il messaggio a sto cazzo di Clementino, non esiste, ma no, a cacca, si ci mando un messaggio a Clementino, si lo sapesse, ma no. Amo! Guardate che già fa, devo chiamare col mio telefono a casa perché così rispondiamo no, ma non posso, sono cara la linea. Tarandello, ce l'ha già mandato su messaggio. Ah, ecco, l'ha già trovato, ma meno ci ho trovato come si mandano i messaggi. Allora, numero è questo qua. Allora, 4, 5. Ok. Ma io il codice è 042, mi facete sbagliare, il numero codice, allora chi è che sta in diretta? Che mi ha scritto Mario Gloria, scusa, Mario che sei in Cangop, no, sono riuscito ad aprire la tua conversazione. Mi dici il codice di Clementino per cortesia, importantissimo. 042, non voglio sbagliare, non voglio votare a una panata. Se mi riesci a dire il codice di Clementino mi fa piacere, così gli mando questo messaggio. Voglio non mi tassa, non mi chiamate, non facile chiamare a Facebook che non si capisce niente. Vi prego. Codice 02, ma si 042 ok, 02 Clementino, grazie. Voglio, mi è arrivato il codice a posto. Quando mi ha dato il codice, allora ecco qua, 02. Wow. Ole, grande Clementino, voglio ha fatto una grande canzone Clementino. Ok, ci sto. Prima qualche messaggio vocale, parliamo poco. Un bello messaggio vocale. Ci lo so, spero che netti una parola che ti venga a sputare in danno che ti fine a casa.
finita live, non dovresti leggere, ma tu te commenti un po' a YouTube per pulisse leggere, ma per caso, cioè, tu sto obbligando per caso. Ma lo sa, Ciro non si capisce niente, chi lo tu sai meglio di me quando facevi, come si dice, come si dice, diretto un po' a YouTube già non si capisce niente, mo è peggio ancora, quindi è meglio forse comunichiamo con Facebook, è più veloce. Allora, Sabatino Baiano, prima che Sabatino Baiano, è pure più divertente. Che la gente fatti bravo, niente di meno, stanno iniziando tu quando affronti cantare Clementine, che casa caruta, non te l'hai cagata nessuno, mannaggia la miseria. Ma pure pochi pazienza, Sabatino, e chi se le va a cagare? Ce le va a cagare solo noi a casa, infatti Clementine è stato un grande pure perché io immaginavo oggi che Is riceve casa Carute, giustamente là c'è una Is dice sta fuori caga, l'ha fatto veramente voglio solo per noi e quindi è una cosa da apprezzare, voglio pure ridere, ma è una cosa che boh, non so, no, io forse l'avessi fatta, però è una cosa che chi è bella e buona, non sa la gente casa Carute, cioè la gente dice ma Is, giusto sappiamo noi che casa Carute quello che significa per noi, che è la nostra religione, no? A parte Roberto Carlini, no? Insieme a Roberto, però giustamente là non lo sapete. Quindi aiuta a elogiare il grandissimo Clementino. Cosa potete voglio votatelo perché è un grande. Votatelo veramente, voglio votatelo perché ha votato. Allora chi è? Marco Schettino, salutami. Messaggio vocale di Simone Del Core. Prima che inizia da casa Caruto, Simone Del Core. Bello, Genuino, tu la casa Caruto, sei tutti noi. Grande! Grandissimo, allora, grandissima seduta a Simone Del Core, ti voglio bene, sei nel mio cuore, mo ce vo. Mario Gloria, grande Mario Gloria. Prima che dici, Roma, tu non hai idea che è successo, all'improvviso, quando hai visto casa Caruto, ci ha raccontato i genitori su quattro, quando hai visto casa Caruto, sono venuti i cartini in camera mia, ti capisco, la casa da gol, una volta un bello. grande Martino, voglio bene, a te genitori tu, saluta a mille, dice che non è caso cioè, che io sono scemo, okay? Però vabbè, stasera particolarmente perché c'è stata questa occasione, no? Stasera era una festa ed è ancora una festa perché abbiamo ottenuto, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, quindi dice che io sono scemo, ma non proprio come questa sera. Grande Silvia Ban, eccola qua. Sta a guardare là sulla Sanremo là. Però, cioè, mica l'ho sentito che ha detto Casa Caruta. Dopo mi sono messa a rivedere i video e l'ha detto. Però che palle, cioè, mi sono persa proprio nel momento in cui lo diceva. Che ne so io? O forse mi stavano a parlare sopra, che palle. Oh, Silvia, ti pezzo un momento topico, rago, no, vabbè, dire che a casa tua hanno parlato a Cop, chi li slide proprio a fine canzone, ha detto, quindi mi dispiace che non l'hai sentito, Silvia, vabbè, ma sicuramente ci sarà Cop video che abbiamo fatto. Luca Pignatelli, oggi stasera si pare perché è ancora più bello che i messaggi WhatsApp. Grande, grandissimo Luca, ti voglio bene, oggi abbiamo vinto, siamo i campioni. Alex Stabiese. Wow, Fabio, niente meno, vedete sta MD e Roberto Cardici, ma solo la foto è seccata rete. E hai fatto un trio delle case cadute proprio. Grande. Comunque siamo medici, lo siamo riuscito. Grande Alex. Clementino è una casa caduta da oggi. Dai. Un re di casa caduto. Clementino da oggi veramente ha ottenuto diciamo una specie di cosa di laurea de honoris cadutam, diciamo che fosse una laurea diciamo di casa caduta, nonostante lui non abbia studiato come noi probabilmente, può essere che è una casa caduta nel suo intimo, diciamo, un po' secondo me lo è, però vince, questa sera viene eletto sicuramente a casa Caruto. Ecco. Allora, mi fate sapere un attimo, mo? Allora, Antonio Maradona, eccolo qua, Antonio Maradona, tu dica a te Fabrizio, essendo ovviamente del zio Sacci, che mo come stai sentendo Antonio Maradona, un cognome che mi dica, vabbè, a me dicono tutti chiedi a te, perché secondo me tu modo si collega, vabbè, te lo chiedo lo stesso, ma si sentono, voglio questi messaggi che io sto facendo sentire, li sentite voi? Ho paura che non si sentono scusate un po' si riuscite a sentirli, questo voglio dire, ma se me lo puoi dire, sì, l'hai sentito, Fra, no, io sta riferendo a sta cosa, lo chiedo a Aurelio Fontana che ce l'ho qua, li sentite i messaggi vocali che vi sto facendo sentire? Aurelio Fontana che ti ho qua in chat, ma vuoi rispondere tu perché ti tengo proprio qua proprio nella chat. Fammi sapere se riuscite a sentire questi messaggi vocali che io sto facendo sentire. Si sentono, ok? Si sentono, dice Fabrizio Giordano, voglio bene. Si sentono Stefano Masi, grandissimo Stefano da Latina, sei un grande, ci sta sempre. Mo faccio sentire pure quello il tuo, eccolo qua. Io ho riso per penso 40 secondi di fila
alla reazione della tua reazione, non tanto per... Mamma mia, peccato che non l'ho registrato. Bella Fabrizio. E vabbè, grande Stefano, allora, sicuramente qualcuno l'avrà registrato, si può stare pure anche un po' a Facebook e sto facendo il fiore e merda in differita, diciamo, però mi fa piacere che ti stai divertendo, guarda, è troppo bello, mo sta, diciamo, mo sto un po' più tranquillo, ma oggi sono stato pure io una decina di minuti, non ho capito niente, più mi veniva a piangere, non ho pianto perché proprio mi metti scuola, però non si va a piangere. Allora, grandissimo Nicola Ben ci venga, la soddisfazione più grande, sai qual è? Che noi piccoli di poca entità rispetto a quelli grandi, è vero, voglio, perché piccoli ma fino a un certo punto, voglio dire, perché noi siamo un popolo di casa caruta, che secondo me mo, troppo stufata, siamo cresciuti ancora di più, voglio, veramente, abbiamo vinto e questa è una bocchina di vittoria, grande, siamo forti, voglio, siamo forti, Cerro, siamo forti, vero, grande Nicola, ti voglio troppo bene, Nico. Grandissimo, sempre presente alle live, Forza Azzurri, il suo contatto, veramente l'ho sempre denominato la curva B delle dirette, grande, grandissimo, Antonia Menillo, eccola qua Antonia, grande Antonia, una pietra miliare, un pilastro caduto delle nostre dirette, eccola qua, cosa ci dice? Sono tutto contenta, però non posso votare dal cellulare, invece io tengo l'iPhone, tengo in euro. Peggio di me, grande Antonia, aspetta. No, ma tu devi sapere che io mi sono connessa alla live giusto in tempo, ho acceso subito la televisione in quel momento, ha detto casa caduta, cioè come ammazzo, se non me la fai pezzo. Meno male, sono contento perché tu te lo meritavi, perché stai sempre a tre dirette, stai sempre in raduni, stai sempre con tutte pizze, e quindi veramente sono contento che hai potuto fare questa cosa, perché sono troppo felice pure io, sono troppo felice. Andiamo a sentire a coccrunata, allora, Ciccio ha inviato una foto, Ciccio Tuccillo, Clementina è uno di noi perché hai casa caduta, grande Clementina, voglio bene, si potete votare a Clementina, ve lo dico di nuovo, scusate se sono petulante, si succa cagazza, però voglio bene, sono mezzo, almeno noi che siamo tricino, votammo a Clementina, 4 euro, votammo, lei o sa che sono una casa caduta e dico sempre sparagna a macello, però stavolta ho buttato un euro in tassu del cazzo di cellulare e votammo a Clementina, che sono merito, ci ha fatto contento, me ne fotto anche la canzone, ci ha fatto contento a noi, nonostante la canzone sia bella, tralasciamo la canzone, ci ha fatto contento a noi, per un euro, voglio 4 euro su un merito, va, ci ha girato di la macella pure noi. Allora, ti voglio troppo bene, grande Francesco, ti amo. Allora, no, questo non posso leggere, è diventata una iena caruta, non so chi Enzo Violino sta dicendo, vabbè, soltanto come a gol del Napoli, grande Enzo. Pensavo che dicesse solo due fitture, ma quando ha detto che sono zumbata la Coppa 16, ma non ti dico, non ti dico io. Allora, sentiamo qualche bello messaggio vocale, se ci sta. Se me li volete mandare, mandate a me, li sto facendo sentire, spero che si sentano sempre. No, non voglio dire sempre stesso, ma stanno mandando sempre stesso. Che dice qua? Ok. Crecca. Se vai sulla pagina di Laurenti ci sta il video. Si muove, ma penso che mi avete messo pure un po' profilo mica con video. Non capisco che sta con la pagina di Laurenti, sta pure con la pagina qua. Comunque, salutami Andrea Roselli, sai, ti voglio bene. Denise Lopez, ci siamo riusciti, grande Denise, pure io ti voglio bene, ce l'abbiamo fatta. Allora, stavo io, aspetta, non riesco a chiappare più un cazzo di messaggio vocale. Allora, no, dice Valentina, Fabio Mobile Debitat lancia l'hashtag ti amiamo Casa Caruta, io vi amo, io a voi, lo lancio proprio senza lancia all'hashtag, lo lancio, già la Jitsu facendo proprio, sta pure Rossa Ramazzotti stasera, la Nici andando, Ramazzo per sempre bello, fanno freedom goal. Allora, sta. Siamo proprio sugli bucchini, dice Matteo Leardi, grande Matteo. Ah, ecco qua. A Emanuele Anacleria, un messaggio vocale, vai. Ceroni, mi hanno casa caduta Clementini, si vede in tasso e pure in geografia. Facciamo paura, lasciamo. Grande, voglio Emanuele Anacleria che sta imitando a Troisi perché isso fa tale qua, voglio impressionante. Ceroni, mi hanno casa caduta Clementini, si vede in tasso e pure in geografia. Facciamo paura, lasciamo. Ma serie. No, è lo stesso messaggio, pensavo che era un messaggio diverso. Grande, se toglie troppo bene, ma noi poi mi fai un freedom walk, fai la voce di Troisi tale qua. Sei un grande pure tu. Vecchie fiamme ritornano per il trionfo, grande Giorgio Impradice, grande ultras delle nostre dirette, un po' occasionale ultimamente, ma voglio bene lo stesso. Allora, Tina Loffrido, che dice Tina Loffrido? Vai, voglio questa live è la nostra.
Casa Caruccia l'abbiamo fatta, sto aspettando da ieri. Grande. Appena detto due fritture volevo fartelo. La buona come prima la prossima volta quando ti vedo non rimango ferma. Ti saluto, Ti Grazie. do un gol. Ma fammi Casa Caruccia! fa quello che vuoi tu, basta che mi fai una paleata, voglio bene Tina, pure tu grande. Ciccio Tuccillo, vai così Cerrone, is the way, grande, mi fai casare con queste parole inglesi, non so che significa, forse vita, se la vita, allora, andiamo a vedere chi cacchio mi ha mandato un messaggio, Clementino del Casacaruto, ascolta il mio, Gianmarco Callo, eccolo qua, eccolo qua, Gianmarco, ora tocca a te. Fabrindo, un momento in cui Clementini ha detto che Casa No, ma Caruta c'è già- stato l'attimo di sparimento, ma poi là restano se n'è caruta, hai capito veramente qual era il significato. Tutti pian piano cominciano a comprendere anche dall'esterno, oltre alla nostra cerchia, al nostro gruppo, quindi pian piano da Sanremo fino all'intero mondo ce la potremmo fare, forza Casa Caruta. Grande Giammama, mi hai fatto un brivido felino, grande, grandissimo. Allora, andiamo a vedere che ho cronato, vai. Ora siamo un esercito, ma serie. Emanuele Consiglio, non so se l'avevo già sentito, ma credo di no, me ne ha mandato Lucient. Leggo, cioè, faccio sentire. Casa Caruta, mi sfunnato. Grande Emanuele. Casa Sciarmatella, Mansarda Caruta, mi spacca tutto stasera. Sino grande, casa sciarmata, casa mansarda, Ciro Gatta, grande Ciro Gatta, vieni a Carussa, Ciro Gatta, aspetta, Ciro Gatta, Rossa. Ma no, ecco qua, Ciro Gatta, vai, tocca a te. Qua c'era un orgoglio di vedere quando hai Casa Caruta, cormi un bacio MD. E pure mi fa MD, in effetti. Qua c'era un orgoglio di vedere quando hai Casa Caruta, cormi un bacio Questo già ci sono due cose, sentessi messa, mi manda 3 volte per sicurezza, fate bene. Comunque, Rossa, Fernando Olivieri, ascolta il mio, cazzo, voglio, come stanno mandando tu, non si capisci niente. Dario Carrozza, eccolo qua, voglio sentire pure Dario Carrozza, che dice? Uè, Fabri, comunque, quando hai dei frittori, non devo analizzare, però pensare. Tu? Poi non ci sono tutti più quando hai Casa Caruta. Poi ci sono soltanto e oggi capi tutte cose. Perché meno male, perché sai cos'è? Meno male che io sono stato, talmente sono rimasto male, no? Quando hai due fritture, ci sto pensando ora a freddo, sono rimasto talmente male che non c'è manco tenuta la forza come ebbi con Alessia Marcuzzi dicere ma l'anemichità è morto, perché io dissi cose ad Alessia Marcuzzi, preso dalla rabbia, no? Ovviamente, vabbè, io dico pure normale, però là si è proprio preso dalla rabbia, certo, ma l'anemichità è morto. Stavolta non mi sono sentito dice ma l'anemichità è morto, meno male, perché se avessi scritto all'anime è muore, probabilmente avrei rischiato di non sentire che lui dopo 2 secondi diceva Casa Caruto. Pensate un po' che è stato destino, guarda, che può essere che io ponga che poi ho stato là e cosa, no, magari stato in compagnia sono soli, nessuno mi avrebbe detto guarda che light Casa Caruto, stavo soli come nessuno, rischiavo di fare proprio una gaffa proprio rossa, e tu quando mi scrivi Fabio guarda che light, e poi dicevo ma state parlando in Google e ci appiccicavano pure alla fine. Allora meglio che io mi sono stato sì, perché sono rimasto male quando hai detto le fritture, guardate, sono rimasto un po' male, perché poi abbiamo iniziato, a parte che abbiamo iniziato sta live ma proprio veramente, guarda, voi non potete capire, ci voleva una webcam, no, per vedere quello che stavo facendo, come si può fare? Cioè io vi voglio ricapitolare la cosa per chi non l'avesse seguito dall'inizio. A parte il fatto che zumbato 3 volte, ho dovuto mettere il link 2 o 3 volte. Poi, appena prima di iniziare, ma come si può fare? Ma come si può fare? Ma pare che stu cazzo di computer state con sempre l'ansia culo a uno te, no? Pare che la senti con l'ansia culo, questi ovviamente si può l'ansia culo perché è una cosa importante, stasera, una serata importante, ecco, molto tranquillo perché ce la fa. Però, diciamo, riavvio il computer, stamattina appicciato, volevo buchinare, ecco, volevo Steve Jobs, no? All'improvviso, riavvio il computer. Ha riavviato il computer, ma non tu l'hai mai fatto. Il lotto l'ha riavviato. Ma mo chi è che il lotto riavvia il computer e non dai una speranza che l'8 e mezzo il computer si è appiccicato a voto? Ma chi? Ma manco un Commodore 64 che tenevo quanti che tenevo nonno, ma si appiccava l'8 e mezzo. Comunque, belle e buone piglia. Stiamo facendo gli aggiornamenti, ma la merda di computer non ha mai fatto aggiornamento. Proprio stasera tu mi questo aggiornamento. Con aggiornamenti 1 di 20, vabbè 1 di 20, mo fu pure 2 di 20,
3 ore, ancora uno di 20, umaro, ma chi si sta fuori? Per 3 ore, 2 di 20, l'8 e 10, per fare uno ci ha messo 10 minuti. E c'è che pochissimo, 20 da fare, che ci mette 20 anni, no, ho avuto il computer di mia mamma, meno male, che mia mamma, che sennò va a scirare mia mamma, ha il computer di mia mamma, subito. Però si fa la preoccupazione, ci mano, io computer di mia mamma te ne sta web che mi canza vera buona, come si fa? Comunque ci piada il computer di mia mamma, su fottuto la città buca, ma fa mali estremi di medi, lo faccio la web che a me merda, non fa niente, no? Ha pigliato, è bello pure infatti mi è venuto mia moglie, ma ora mentre che questi cose ancora a 3 di 20, comunque capisco che si può posso pensare una cosa che vi dirò dopo. Comunque ci vedo computer, ci vedo a mia moglie, mettiamo sta webcam, ci vedo la webcam che la loro computer mia e la ci scoppo la webcam, coppo computer mia e sono riuscito a fare questa cosa meno male. Poi a un certo punto che è successo, Vasca? A parte non si è sentito all'inizio, dico, ci parla 10 minuti solo io, non si è sentito nulla perché non so che non avevamo premuto l'audio e cose va. Grazie a quella santa moglie di mia moglie, donna di mia moglie, a pigliate e siamo riusciti a ci sentire. Dopodiché che è successo? Tutto collegato, carica batterie, cose, vabbè, si leva su studio computer, Gesù, e che comunque vabbè, si stacca da spina la carica batteria, non quella della presa del muro, che là, cioè, che io la faccio fare, ci fa un disegno, non fa Facebook, ci fa fotografia, poi fa capire quello che sto dicendo, perché mi fa mai sa, comunque ci ma come si fa. Comunque su chiudo là vicino, a mi la carica batteria, a piccio computer, pure chi là tu computer si facendo l'aggiornamento, no? Ho io, ma da credere, mo rimane mattina, la prima cosa che faccio, vado a non so, c'è a chi è che si sta mandando l'aggiornamento uscito, ha già uscito perché purtroppo io, chi si mi ha fatto, l'ha già uscito a chi lo devo fare, lo vado a sparare, e dopo che perché come si fa? Di computer che si vanno a aggiornare si sta giornata, e che sangue la marosca, e che si fa? E comunque aggiorna chi lo computer. Nel frattempo chi si va arrivando a 19 di 20, era arrivato a 3 ore 19, ha fatto l'aggiornamento computer mio, ha detto, ma no, belli, ha fatto computer mio, ha messo subito la webcam, cose varie. Dopodiché, Maronna, amici, l'hanno fatta, bella pure la notizia che già ci vogliono fare 2 fritture a Clementina, tu mamma mia, e chi si come vince questa guerra? E chi c'è una guerra a casa mia, con questi cazzo di aggiornamento, con questi carica batterie, con sta connessione di merda che tengo, cioè, mo che sono a fare una guerra che gioca, chi gioca, mica su casa caruto, ma comunque su più, e che si fa? E allora ci togliamo, speriamo, però frate, l'energia era troppa, voglio, oramai l'energia era troppo, voglio, noi abbiamo superato noi stessi, noi abbiamo fatto, noi siamo Rocky, voglio, noi cioè Rocky, voglio, chi la Apollo crede era il più forte di Rocky, ma Rocky ha resistito fino alla fine, e noi abbiamo resistito fino alla fine, voglio, abbiamo incassato i colpi, abbiamo resistito fino alla fine, perché è così, abbiamo resistito. E alla fine abbiamo vinciuto sia noi che Giacomo, come ci faceva alla fine veramente fare l'incontro Rocky Apollo, perché io sono fissato questo fatto, però sembra che alla fine sai chi le vince Apollo, però alla fine ha vinto Rocky, e quindi noi siamo Rocky, abbiamo vinto noi, poi la fan book, e questa è la cosa, sta poca fa. Niente, no, sto degenerando, però sto vedendo un attimo che quanti loro ci stanno collegati, perché sono sempre 100 coppie, sono sempre 181, stiamo scialando malamente, eravamo 400, ma ora siamo 180, ma comunque sempre grandi numeri, cioè stasera è una serata speciale, è festa, so che non succederà più, probabilmente non saremo mai più così tanti, però spero che voi si pulite, comunque siete veramente invitati, tutti i lunedì oppure massimo il martedì noi facciamo sempre a diretta qua, su sempre a Strunz, non ci sarà ovviamente più Sanremo e cose varie, non ci saranno più diciamo obiettivi di guerra, saremo in pace il lunedì e il martedì se volete alle 21:30, pressoché 21:32, noi stiamo sempre qua, io sono sempre qua, poi questa è una diretta particolare, perché di solito, per chi non lo sapesse, sta diretta si fa, io la faccio come un po' come ho fatto mo col telefonino, no a far sentire messaggi vocali, questa è la prima volta che lo faccio, però leggo i messaggi, quindi alla fine è una cosa che faccio io, ma fate voi, perché poi se non ci stessero i messaggi non sapesse che cazzo avesse a ricevere. Stasera sono molto parlatore, perché tengo che dice, ma di solito non è che uno di chissà quali argomenti tiro fuori, però questi sono argomenti che poi vengono fuori con i vostri commenti. Qualcuno si sta buffando a volta perché già lo sa questa cosa, però lo sto dicendo a quelli che non se la vedono mai, che non ci stanno mai lunedì, sto sempre qua, alla fine che stai a diretta, è una grande cosa che io amo fare
e sono anche contento che, che il destino ha voluto che non l'ho fatta, perché di solito la faccio lunedì o martedì, come vi dicevo poc'anzi. Non l'ho potuto fare a lunedì perché mi hanno regalato i Pietro al cinema, mi sono giunto a vedere un film al cinema e non potevo mai rinunciare a un regalo, perché mi sparagnavo. E poi ieri perché stavo a Sanremo, ho detto no, mangiare Sanremo, perché mangiare Sanremo non esiste. E poi è capitato su fatti però che devo anche, spezzo anche una lancia a favore comunque dei Jackal, perché poi sono stati loro a fare questa cosa di Noemi, ma era di fiducia perché che si hanno fatto un video e hanno detto a Noemi di dire che era a sta senza pensiero, e quindi dopo questa cosa qua tu vai, che se fosse l'occasione mi puttanato da scintilla, facciamolo pure noi, proviamo a farlo con Clementino, perché non si può mai sapere. A casa Caruta Casung, ovviamente, cioè, lo dico sempre perché è vero che sono a casa Caruta, convinto che Clementino cantasse ieri, invece no, bello e buono, ha fatto un video che io scrivo a Clementino, dici casa Caruta, va a vedere tutto quanto guarda che fabbrica Clementino canta di mano, no, stasera, ciao puttana, che short, però mamma mia, mamma mia, faccio sempre cose che cazzo. Comunque alla fine va, tu quando no, diciamocelo a Rocco Hunt. No, no, là sono stato per no, voglio no, esiste. Non cambiamo obiettivo, perché mo sono giannicetti liberi a casa mia, caratterice sempre si dice, ma quando tu punti su, ma che stai però quando tu punti a un obiettivo, no, fra, ne a cagnare, non si cagna, che si cagna, si nella casa caruta, mo, cioè, non devi cambiare, ci puntata a uno, e rimane là, e va sempre rittica, prima o poi, e quindi dici, no, voglio, ma puntare in coppa a Clementino, non potevo fare scema, che puntiamo in coppa a Rocco Hunt, poi Clementino, poi a Maronna, no, uno e va. E questa cosa ci ha dato ragione per fortuna, perché poi abbiamo aspettato di giorni, perché poi però intanto è stata una giornata che chi se ne è accorto magari in questa giornata. Mi piace pensare che lui si sia accorto, perché no, perché poi stamattina ce l'ha confermato con l'intervista che ha fatto a Radio Marte, che si era accorto che noi l'abbiamo bombardato i commenti, e quindi forse è stato meglio così, no, forse, senza forse, è stato meglio così, è stato meglio così, ce l'hanno fatto, voglio, troppo bello, voglio. Ma io non sto ancora diciamo, sono calmato, però sto ancora, cioè, sto proprio, ci posso pensare, per una parte non ci posso pensare. Vabbè, comunque Gaetano Vassarelli, sto leggendo i commenti di YouTube, c'era comunque abbiamo vinciuto noi perché siamo molto inferiori rispetto ai Giacomo, è una vittoria questa, sì, è vero, no, questo è indubbio, mo sto leggendo i commenti di YouTube, ve lo dico, se volete Emanuele dice sputo in terra, c'è Roid, venga a sputare in faccia, allora, un ex logico, grande, c'è Ruzzo, io mi ricordo pure un nome, c'è sto Muren, case cadute ovunque, grande, grande, che vittoria, ma guarda, non lo so, voglio, troppo bello, guarda, ci mancano altre due cose, la vittoria la vittoria del Napoli contro la Juve, la vittoria del Napoli contro la Juve sabato, e poi abbiamo vinto lo scudetto, e poi stiamo a posto, posso pure morire. Allora, salutami Cero, grande, all'Icmo Bassone, grande all'Icmo Bassone, scusami se non t'ho mai citato e non ti ho mai letto, all'Icmo Bassone è un grande delle nostre dirette, è un grandissimo, ti voglio troppo bene, scusami se stasera ti ho un po' bistrattato, ma tu sei sempre quello che sei. Marco Lollai, pure tu ti voglio bene. Ho letto 87, c'ero, abbiamo vinto perché ha detto 2 fritture, però lui voleva dire dal primo momento, quindi è una grande vittoria. No, voglio, è una grande vittoria. Noi abbiamo vinto, noi siamo stati come Rocky, i Giacomo sono stati come Apollo, e Apollo fondamentalmente sotto, è una grande casa Caruta. Invece Rocky è il protagonista, quindi noi siamo Rocky, siamo stati grandi, abbiamo fatto, noi siamo cioè i Giacomo sono un milione, cioè chi tiene una pagina di un milione cristiano, no? Allora, e poi comunque i Giacomo stanno a un livello oramai che conoscono, a noi ma chi ci sa, poi ma tutto rispetto, cioè ma chi ci sa, allora però cioè siamo arrivati a Clementino, ma non cioè, sa che è da Napoli, però siamo arrivati a Clementino senza, io non conosco a Clementino, voglio dire la verità, penso che il Giacomo lo posso conoscere, ma io non lo conosco, vi dico la verità, non potesse dire, quindi alla fine lui siamo arrivati che forze nostre, senza l'aiuto di nessuno, cioè oddio Radio Mart, ma Radio Mart perché ha visto a noi, hanno fatto bordello, e quindi poi su fatta, cioè, l'energia nostra è stata potente, come fa capire, e poi da lì in poi scattano delle cose, quindi questa cosa è scattata, io ho brutato comunque. Valentina, mo
vogliono un raduno domenica per stappare casato con la bracciaccia e festeggiare questa metà da vittoria. Guarda, sì, facciamo un bucchino di raduno, mo facciamo un attimo e ci vediamo oggi che non facciamo anche oggi che martedì, mercoledì, non lo so, mercoledì sull'imore rumenico, verremo su rumenico, grande festeggiamento, magari facciamo un video a Clementini di ringraziamento, diciamo casa Caruso, non so a cielo, comunque si può fare, mi piace, bellissimo. Ugo Flaminio, c'ero siamo troppo forti, comunque casa Caruso ha battuto 2 fritture su, loro su 3 milioni, noi 4 case Caruso, sì, voglio, siamo stati forti, cioè, ma tipo che lo film 300 là, che lo fatto che sono 300 e loro contro l'esercito dei Zarcichi, comunque noi 300 e noi, che no, siamo voi qui 300, abbiamo scamazzato, voglio, abbiamo scamazzati. Vincenzo Lupo, grande cielo, giuro, quando hai casa Caruso volevo morire, ma io Ciro Gatta, c'era un attimo su Facebook, ha mandato un vocale importante, grande Ciro Gatta, subito, allora, poi se lo trovo, vero Ciro Gatta, allora, eccolo qua, Ciro Gatta, messaggio importante, fammi vedere che dice sta casa Caruso di Gatta, non è importante, te vengo a castrare, te lo dico, gatto è buono, ti vengo a castrare, allora, ascolta, ma pensi che è l'ultimo? Cero, ma poi secondo me è stata una sfida sto fatto di Clementino, perché addirittura c'è Rocco andare ieri, però c'è le riuscite. Sapendo che aveva dice casa Caruso, poi sto mi dice questa sfida. No. L'hanno scassato No. Rocco già che non hanno messo in mezzo questa cosa di dire a Rocco Hunt 2 fritture, no, l'hanno fatto con Noemi, ma non con Rocco Hunt. L'hanno fatto con Ad, ieri, con Cacca, un cantante che usaccio soli secondo me, ma non con Rocco Hunt. Comunque intervistato tu, c'è un applauso a tutti noi, comunque la prima diretta che sto prendendo in Coppa Televisione a Bus, sei un grande, pure tu quando metti in da televisione mi fai sentire più casa Caruso, c'è un tipo un palazzo Caruso, un po' più grande. Meglio Oliva, Fabri su Facebook ci sono dei miei messaggi vocali da me e mio padre, ma che legge subito perché lo voglio troppo bene. Meglio Oliva, te li vado a cercare se li trovo. Allora, Meglio Oliva, la grande Oliva Luglio, eccola qua. Aspetta, Meglio Oliva. Eccola qua. Grande Mary da Avellino, Mary, io voglio occupato, direttimi con suo padre, un grandissimo. Allora, eccolo qua. Ma no, Fabri, mio padre è salito come un pazzo sopra. Ha fatto, ma no, ha sentito Clementina di tornandosi facendo calmo. Bellissimo. Ci siamo riusciti. Pure mia madre mi ha inviato l'hashtag. Bellissimo, siamo riusciti, cazzo. Grande Mary, mi fai i brividi. Ma spezzato messa. Anche io ho sentito a Clementino, alla fine la dice durante la canzone, però sono rimasto molto contento. Casa Caruso, sì, proprio la casa Caruso. Grande mansarda. Grande, voglio, ma a parte che giorni a mangiare a casa vostra, me l'ho promesso e verrò ad Avellino, non so quando ma verrò. Io quando dico una cosa è Cassazione, lo faccio, ci può pure un anno, ci può passare, però la parola mia è una e la mia parola la mantengo sempre, quindi vai tranquillo e poi lo vengo proprio con piacere perché voglio conoscere e lo voglio troppo bene. Grande Maria Oliva e tuo padre, capo anche amante di Rocky, tuo padre, quindi stasera avrà apprezzato le mie tentate citazioni. Comunque Vincenzo Di Max, vi domandate il video e comunque potremmo provarci con Rocco Hunt, non voglio conoscere più, non voglio più delusione, cioè, voglio godere questa vittoria. Godiamoci questa vittoria perché poi viene una vittoria, poi facciamoci fare il cazzo, poi non loro all'altro, noi 95 messaggi cioè, su quelli altro, cioè sono 3 giorni per rispondere a tua, poi farò piano piano. Viene pure Marco online, no? Voglio ci organizziamo, ci vediamo tu quando a Piazza del Plebiscito, già ci lo mangiavi, va prima che studiare perché a cucchiate niente, piano ci pigliamo tutte cose, grande, la Lincia alla fine non ti abbandono mai, lo voglio troppo bene, pure Ciro, bello, grande, Enrico Balbiani, c'ero Carlina, grandissima luto, non ti pigliare con te, grande luto tu, come te lo vedi? No, sta pazziando, non ti preoccupare, questa è un'occasione, alla maledetta, cioè, questa è una casa caro, un muraletto, vedi, lui sorride perché poi cagano, c'è il superiore a te, dice, a Luca Petagna, all'anima di tutte le case carude che sì, c'ero grande Luca, i fan allenatori, il raduno si può fare qualche sabato, ma sì, sabato, domenica, in tastione, ma poi non è un raduno, cioè, è una festeggiare, non è nessuno, cioè, a festeggiare, e quindi lo faremo in questi giorni. Lo annuncio, lo scrivo, poi lo faccio sapere con precisione, lo voglio fare perché ci meritiamo, ognuno porta una casata cola, non mi faccio tutto a mettere Coca-Cola, te casato cola, scusate, Coca-Cola, scusami, Coca-Cola non volevo dirlo,
ma troppo mi vado a confessare. Comunque, vediamoci domenica via Napoli, no? Voglio uscire in centro perché dobbiamo essere accessibili a tutti. San Carlino, protettore delle case cadute, Ninja Junking, sì, grandi, voglio grandissimi. Allora, c'è lo saluto, mi fate via col chi è Emanuele Loco, Emanuele, ma è una serata speciale che sta acá, non ti piglia col, ti sento saluti, io saluto sempre, però sai, quando sono strada così non posso salutare tutti quanti perché sennò ci potremmo stare a fare le fiume, Fabrizio prendere la coppa PlayStation perché mangia avrei in coppa la televisione grande, anzi pure la PlayStation, io sono rimasto parete, cioè dalla PlayStation si può aprire pure internet, non la sapevo questa cosa. Ugo Flaminio, c'era, ma secondo me pure la Marcuzzi se ne accorgetta, ma che lei è una grande latrici, invece Clementina è una casa caduta con me, grande Clementina, ma è meglio così perché Alessia Marcuzzi, nonostante sia come è tu, è buono, c'è poco da dire, la tizia veramente, però cioè, meglio che l'abbia detto Clementino secondo me, perché Clementino veramente poi cioè, è uno di noi, perché mo ci vuole, è un guaglione come noi, cioè Clementino può essere pure l'età mia, fondamentalmente, cioè un guaglione che ce l'ha fatta, che sta qua, cioè chi poteva, veramente, voglio parlare, insomma, chi più di lui, veramente, ma manco Rocco Hunt, perché guarda, no, io voglio bene a Rocco Hunt, ha fatto una canzone bellissima, è un guaglione che gli auguro veramente tutta la fortuna, però sembra Rocco Hunt, non lo so, Clementine secondo me era più giusto che lo dicesse, Rocco Hunt pure una casa caruta, però Clementine non sa perché poi ha fatto una canzone, però veramente Clementino fece questa canzone che si chiama Tra una canzone, una casa caruta, na 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 na, questo stile rammaggio, Ratamo suona che mi para luce, fece una canzone che poi mi ricordo che quando ha scelto questa canzone tutto quanto me l'ha mandato in coppa a Facebook, no? Perché dicevo magari sta fatta canzone, e perché proprio io non lo sapevo, però sai comunque non so, c'è stato questo, come dire, questa telepatia caruto, chiamiamola così, ma io ci credo a queste cose, io ci credo perché sono cose che non so, ma sono coincidenze, io non ci credo, questi secondo me sono segnali. Allora, Antonella della Marcuzzi è su una pete della stessa scuola di Barbara D'Urso, ma indubbiamente, proprio perché Barbara D'Urso presentava il Grande Fratello all'epoca, quando ero proprio giovane, e invece mo presenta Alessia Marcuzzi, quindi è un po' un'ereditaria, dice Barbara D'Urso che non è mai, che sembra una casa caruta. Allora, Michele Tufano, giustamente dice Fabrizio festeggiamo all'MD, ma magari veramente tenesse la possibilità di festeggiare all'MD sarebbe bellissimo, sarebbe quella è la nostra Mecca, hai capito? Come i musulmani hanno la Mecca, che è il loro luogo di culto per eccellenza, noi teniamo l'MD, eccolo là, il grande MD che è il nostro luogo, ci capiti per Gerusalemme, no? Si fatta così. Allora, leggi il mio messaggio, chi è che mi sta chiamando? Pacos, il barbiere mi lo rispondo proprio perché è un grande medaglia di capello. Pacos, così, vedo metta viva voce, mo metto. Esce, metta viva voce, il grande barbiere, aspettate un attimo. Allora, mi senta? Sì, adesso stai cantando. Sto facendo la diretta, ma mi dà si facendo una diretta? No, sinceramente tu mi scegli Clementina a cantare ciò. Ma lo sai, tu stai ancora in tuo negozio? E poi stare tirando a fatica. Oh, mi dice 10 e mezzo, Pasca. Quando sono ancora fatti, ma visita è stato fatto. Wow, Pasca, non abbiamo fatto i pazzi, sto facendo qua, mo mangi calma. Sì, ma... Wow, Pasca, abbiamo fatto una guerra, ma non so se si riesce a fare un riassunto, però è stata una saga, è stata una guerra, Pasca. Pensi che Jackal, no? I Jackal li conosci, no? Hanno fatto un video, hanno detto no, Clementino stasera deve dire 2 fritture, wow, noi belle e buone amici, wow, e come, noi stiamo a ieri, non a fare guerra che Jackal, Monderico, il computer mi... No, ha cantato la hit, poi 2 fritture, wow. E poi casa caruto, mamma mia. Non ha fatto via con nessuno, è stato bravo. Poi ha girato la trombetta, ma che sono un po' stati. Tengono una fascetta in capo a samurai, ma mise. Ma voi stai in diretta, sa? Mo sto facendo la diretta, Pascal, stai pure tu, stai in diretta. Tu sai se ti sembra. Allora me lo saluto in diretta, come io pure. Ciao Pascal, ti voglio bene. Ciao. Barbiere mi voglio bene, veramente amico, cioè Barbiere ma è un amico, perché posso stare a fuori, quindi la carianna pure in dadduista, spesso e volentieri. Maria Giovanna Russo, c'era una facciamo il raduno domenica 21 a Piazza Plebiscito perché lo fa pure Diego e Vengo. Maria Giovanna non lo so quando, veramente non lo so, però
ma sarà a giorni. Mazzilla, ascolta i miei messaggi su Facebook, Stefano Velotto, scusami Stefano, vado ad ascoltare se lo trovo, Stefano Velotto, Stefano Velotto e Navarolo, Stefano Velotto, prima si trovo, io sono un po' ciecato pure tra l'altro, però ci stanno cuffie nei messaggi. Salvatore Cozzolino, non mi chiama ancora a Facebook, non fa la casa caruto, che sul genere. Allora, Salvatore Velotto, Stefano Velotto, scusami, Stefano Velotto, Maro, Cottananella, quando ti trovo qua? Mamma mia, voglio. Non ci mai ricevuto talmente di questi messaggi da tutta la vita mia, ma sarà molto difficile che lo trovo, Stefano, perché qua purtroppo mi scrivo con Crune e va a finire la voto in coppa, molto difficile Stefano, perché poi la verità. O mu manna mo, nata voto. No. No, voglio, no. Allora, Fabrizio Giordano, si può farlo in diretta su video. Che video è? Aspetta, voglio vedere prima che cazzo ne sa. Che video è? Sta scritto Fabrizio Giordano, no? Ha mandato un video, però non so se si riuscirà a vedere. Ah, so che Luca Cazzi scafati che ogni minuto gli fa una fotografia da scuola e caccioppla alla casa caruta. No, tengo paura, infatti l'ho acceso il video, ma non si vede perché io la connessione, cioè una connessione in merda, allora due cose insieme non è che riesce a fare. Quando già sai che sto con Facebook qua e sto parlando qua in diretta con voi, perché Aulo qua Stefano Velotto, eccolo qua Stefano, scusami, voglio un mate chiamare ancora a Facebook, voglio proprio bene, veramente vi voglio bene, ma non mi chiamate ancora a Facebook, tutto Gianfranco Ciaramella, ti voglio bene, ti nomino pure, però non mi chiamare ancora a Facebook, perché mi fai in tilt. Allora, sta Francesco Giordano. Volevo leggere messaggi, cose, ma purtroppo mi ha chiamato sta casa caruta. Stefano Velò, io ti vorrei... No, voglio, si dà antipatico, perché allora io vi dico una cosa, perché poi ogni tanto ci fa pure un cane vero, no? Se mi chiamate, non a Facebook, io vi dico non mi chiamate, ma mi facete spostare la nervatura. Io sai che faccio a roba, perché io sto facendo ultimamente. A chi là che mi sposta la nervatura e blocco perché mi fanno in frego, perché uno vuol dire quelle è buone, perché sto cercando di leggere un messaggio nuovo, sto cercando di leggere tutti i messaggi, ma ci non cazzo, all'America caruta. Allora, eccolo qua, Stefano Velotto, eccolo qua. Allora, è importante, fammi resi, è importante. Devo pure avvisarti che vedi dopo festival che può darsi che fanno una live, fanno un'intervista a Clementino e che puoi uscire anche tu, ti ha già avvisato. No, ma io muovo dopo festival, ti voglio bene Stefano, ti ringrazio. No, ma io muovo proprio a parte tutto, me lo vedo il dopo festival, quindi magari sì, può essere che poi ieri a Noemi gli fecero la domanda, dice giustamente Noemi, ma perché hai detto stai senza pensiero? E lei spiegò la scommessa che aveva fatto con i Jackal e quindi sì, no, io muovo dopo festival, per carità, mi piace pure perché poi veramente è bello, ci sta... Là che fa quelli che è il calcio, poi ci sta Jalappas Band che mi piace assai, poi ci sta Rocco Tanica, un figlio di Bucchino, e là uno degli Elio e le storie tese che è un figlio di Bucchino fa morire. Sto cercando in Coppa Bacheca mia per capire un attimo, perché se sa che video voglio fare pure senza me Clementino non diceva niente. Ciro Ferrandino, ecco qua, grande, ma stanno capiscendo Coppa Bacheca mia, stanno un sacco di video. Allora sempre noi, grande, voglio. Ah, stanno sacchi i video Clementine qua. Eccolo qua. Allora, casa caduta dicevano sono penso prendere tutti i video come mandato, voglio mandare sommerso. Ci siamo riusciti fra Mecero, grande Giuseppe Di Prisco, voglio bene. Vabbè, lo stai scoppiata casato, Marco Domenico, De Dome Stoccaccia, Marco Scarpa, insomma, un altro trionfo, è un altro, chi si fosse, vabbè sì, chi siamo fatti il trionfo, ma chi stai a Champions League, voglio, cioè, se non il campionato del mondo, Federica D'Angelo, grande, pure tu Federica, ti voglio bene. Voglio c'era un morto, secondo me che la casa che si è annuzzato, casato, no, voglio 20 minuti sul genere sta cosa, ma sto parlando solo io a Triulo, ma non credo, che stiamo parlando solo io, cioè, mi metto ti ha inviato un messaggio vocale, mo ci dico a Mattia Lettieri, prima un attimo. No, perché tengo paura che potesse stare parlando, il pericolo c'è che io sto parlando da solo, Prima che dice Mattia Lettieri. Ah, ma mi giuro, finalmente ce l'abbiamo fatta, Grande. Casa Caruta. sempre. Saluta Mattia e Gabibbo. Grande Gabibbo. Voglio scusate Mattia, ma mi vedete ancora in diretta? Perché io sto parlando a 3 ore, mi sto creando un problema, se mi vedete sempre? Ci stiamo? Ah, ok. Cioè, penso di sì. Ah, non ti preoccupare, ok. Mi sentite? Sta a posto, Mattia? Mi sentite pure?
Cioè, non sentiamo, non ti preoccupare, non intendo una preoccupazione perché non c'ho aperta la pagina, ma era infatti la pagina YouTube, perché stasera voglio fare proprio buchina, non c'ho aperta la pagina, ma ecco qua, mi vedo che mi sto muovendo e quindi ecco qua, Mario Abbronzino, cioè, se mi saluto domani mi faccio interrogare, buona fortuna per domani Mario Abbronzino, se hai detto la verità domani ti interrogherà. 124 spettatori, va bene, inevitabilmente sta calando lo share, ma comunque siamo sempre un grande numero di persone, perché comunque l'obiettivo è stato raggiunto, quindi ci stiamo avviando verso la fine della serata, di questa serata magica, di questa live storica, perché questa è nata live storica dopo quella di esattamente un anno fa, dove uscimmo sconfitti ma non perdenti. Voglio che questa è una frase che mi è voluto molto, ci manchi che significa, però voglio il significato secondo me lo tenga, cioè alla fine siamo rossi. Cioè, io devo andare, grande Marco Online, ti voglio bene, Mattia mi ha inviato un messaggio, Mattia aspetta un attimo, lo voglio sentire perché quello di prima non si sentiva bene. Ma fra poco me la cucca, in effetti Mattia non ti preoccupare, fra poco me ne vado perché comunque dopo non si dice mezzo, non è chissà quale orario, però pure papà da hit una cosa, Mattia le tira lo sabato fa fare il mail ricevere su messaggio a padre, facciamo pare pure facciamo voglio bene, no? Voglio bene pure a te, a tuo fratello, a tuo padre, a tutto quanto. Voglio bene. Allora ti vediamo, Angelo Muzzillo grande, sentiamo e ti vediamo, no? Ok. Pulizio di rispondere Casa Caruto, Matteo Dauria, Matteo dimmi tu, che stai dicendo? Allora, non posso mandare messaggi uguali, ma ti voglio dire e quelle avevano capo allora avevano vinto il Jackal, no, ma sì, un po' mi hanno disposti, meno male che poi abbiamo vinto, che poco mi hanno disposto, però we are the champions, sì, hai ragione, siamo noi campioni, no, noi abbiamo vinto la vittoria è nostra, eccolo qua. Allora, frate, ce l'abbiamo fatta, Jacopo Vitillo, frate, ce l'abbiamo fatta a convincere Clemente, mamma mia, voglio non ci posso pensare ancora, non ci posso. Io spero che lo state votando, ogni tanto voglio ricordare perché per me siamo debitori anche un po' con Paneuro, voglio Paneuro in merda, io saccio che proprio da che pulpito viene la predica, però un euro, voglio un euro siete, veramente un euro, cioè quando la voto c'è a metà di un euro, il tammo un euro pure per Clementina perché poi veramente guarda, io non so mai essere ipocrita, ha fatto una bella canzone, Clementina ha fatto una bella canzone, nonostante io stessi proprio emozionato perché si ascolta una mi è sembrato di sentire una canzone molto diversa dalle sue, una specie di Roviend, va quello stile là, Roviend, che è una canzone diversa da quello che fa che fa rap, fa canzoni abbastanza diciamo, mocio, invece Roviend era una canzone un po' più molto diversa rispetto a quello che faceva prima. E mo' mi pare di sentire una grande canzone, la Clementina ha fatto una bucchina di canzone. Ciruzzo dice, c'era una parodia sulla canzone di Clementina, ce la devi, no, è una bella canzone, non la storpiamo. Luca Turco, c'ho visto legge un messaggio di frate, ma con affetto frate mi si chiama Edoardo Turco. Luca Turco ci provo, ma veramente guarda, se no non ce la faccio perché non ho mai tenuto così tanti messaggi in da vita mia, un po' a Facebook, quindi vado a vedere un attimo, ti amo, addirittura Simone Ruggeri Maschi, a me mi dice, allora, Turco, Fecugnom, allora, voglio un attimo solo, te voglio fare contento perché te voglio fare contento, ecco, Edoardo Turco, eccolo qua, Carlino State of Mind, allora, ora vi faccio sentire pure il vocale. Ande Edoardo Turco e Luca Turco, pure io voglio bene assai. Carlino State of Mind, grande Carlino, sei il re, e chi se voglio il re, sta poca fa Carlino, nessuno l'ha mai idolatriato, tu quando si pensa che è un Mariolo, invece no, voglio, si deve stare con i più deboli, il è debole sotto. Allora, allora Casacaru saluto, ma la davo a salutata Marco Schettino. Ci rispondi, grande, allora chi è qua? Aspetta un attimo, chi si, perché sennò... Allora, Gianfranco, la casa si chiama Nadreu, sì. Cioè, che ti rispondo? Sto fumando. C'ero immagino fatta foto con Gonzalo, c'ho pozzo di c'ero pure Ice che è una casa caduta, ma in cielo, c'ero io, ok. Antonella Lella, a me è bello Carlino Ladrete, è troppo bella stasera, guardate la prima volta, cioè, guarda caso, un'altra cosa che sto notando, che nella scorsa diretta con Alessia Marcuzzi non c'erano questi due poli, questi due semi-dei, perché fondamentalmente, cioè, Carlino non è proprio un dio, un deo, perché comunque non è morto, poi quando morirà sarà proprio Dio, è ancora vivo, e facciamo la tratta di quando poi ci morirà su cristiano, perché poi devo succedere di io, e quindi poi la pagina da imperatore delle case cadute sono un po'
ci mena una responsabilità un po' grossa ancora, per me sono ancora giovane, però quando faccio 50 anni, 55 anni me la posso prendere questa responsabilità, però facciamo campare Carlino a poco. Allora dicevo, comunque, semideo, semidio, Carlino qua, cioè qua, scusate, sta qua, e poi c'è Sabole, cioè proprio l'istituzione primaria mondiale, diciamo, mai seconda a nessuno, che è l'MD. Allora queste due energie qua, io che sono una casa caruta, ma mi sa fascetti Karate Kid MD, non so se si notava, sta fascetta l'MD, allora a un certo punto Clementino pure se non voleva dicere, secondo me ci sono uscite parole, è stato riposseduto da questa cosa, perché per forza, per forza. Enrico Bialbiani, ma qual Teo? Teo è una lutka, rimane una lutka. Allora, Angela Uccio, intanto dopo aver esaurito le emozioni di quella casa caruta di Clementino, su Iris c'è il film Non aprite quella porta, ma pure la mia, perché se apre la porta va a finire che sta mugghiamo con una mazza, Sorom, perché ci facciamo i budini, me ne rendo conto, forse pure la signora sotto, che ho che le coppe, perché ma ci sa, suona trombettello, voglio come uno strunzo, che manco quando segno là, lei faccio si fa. Comunque voglio l'energia è troppo positiva stasera, voglio che mi gira e vedo che c'è il mix cioconut sorsetto casato cola, ma come si faceva a perdere? Cioè, ma che formazione, cioè uno parla e poi dice vabbè Higuain, Insigne, ma io Arena, ma che sorsetto, cioconut, Carlino MD, ma è casato cola in banchina, cioè, ma come si faceva a perdere? Parliamoci chiaramente, manzo pazze proprio. Allora, c'è Carlo con il Bucchinato, ma non c'era dubbio. Da cosa è nato Carlino? C'è dice Emanuele Loco, vabbè, ma Carlino nasce da un video, una pubblicità che io feci, io pare in Google, quando facevi vedere pubblicità, io pare in Google perché mi disponevo, perché c'è ma chi sto 30 anni che c'era cazzo, ci sembra la stessa cosa, Carlino mangia a sci, diceva dovete investire su un mattone, Carlino frate, mettimi i soldi tu frate, e la prossima volta che dovevo più un mattone tu chiamare da capo, gli dissi io, perché Carlino frate, non ti rimane la lira, ma investi in un mattone, ma spendere all'MT, ma allora sai, all'inizio non c'era un buon rapporto con lui, dopodiché voglio, piano piano è stato idolatriato, non lo so perché non me lo chiedete, ma a botti morì di pubblicità, a un certo punto ci siamo innamorati, Carlino, e quindi abbiamo eretto al nostro principe, come si dice, imperatore. Allora, puoi leggere il mio messaggio, Salvio Gliotti, ciao Fabri, buonasera, grande Salvio dalla Germania, grande Salvio, ti voglio bene perché veramente sta in Germania, ci sta seguendo, come lo leggo subito, lo leggo, lo faccio sentire. Fabri ce l'hai fatta. Ce l'hanno fatta. La Germania hanno fatto tutto quanto tifo per te, siamo 7-8 siamo proprio, ma la religione nostra è la mezza casa caruta del mondo. Siamo proprio in un palazzo, ma che è l'aro centro direzionale però. I grattacielo. Grande Ciro, ti voglio bene, stai in Germania, Ciro è nato che a me mi fa emozionare perché aspetta, un messaggio. Adesso Clementino è il nuovo messia di casa cadutesimo. Bravo, casa cadutesimo, sto dicendo prima, e la nostra religione è appunto il casa cadutesimo, e poi il carlinesimo è la stessa cosa, però nuovo messia ne esageriamo perché a finire Carlino ci fa carica diretta, ti faccia fare proprio pure un palazzo di 8 piani, quindi non scherziamo, però comunque Clementino può avere da gitto comunque un posto nel palazzo reale caduto nostro, quindi alla fine comunque cioè, non vi preoccupate per Clementino, se la caverà. Ti voglio bene comunque, stai dicendo Ciro Liotti che mi segue dalla Germania insieme alla moglie, me lo dice sempre che se vede la diretta sta là, a me mi riempie di gioia, infatti sapete che cioè papà è napolitano, quindi so che magari sentendomi parla a me perché magari ci manca la casa, ci manca Napoli, allora sai, giustamente senti di parlare, di fare sta a casa, quindi io lo capisco questa cosa e ti voglio bene, veramente mi fa molto piacere che tu mi segui, poi non mi segui sempre, quindi veramente fa piacere. Luca Turco, sei un grandissimo, ormai essere una casa caruta non è più un hashtag, ma è uno stile di vita, ma lo è sempre stato, poi dopo è uscito l'hashtag fondamentalmente, ma è nata proprio come stile di vita, perché per casa caruta alleggiano e abitano, sono fra di noi, ma sono in mezzo a noi, come fa a Made in Sud, pure tu, pure io sono una casa caruta, nel nostro, cioè ognuno di noi è una casa caruta, poi c'è chi ce l'ha più sviluppato e chi ce l'ha meno sviluppato, però comunque sì, è uno stile di vita, poi dopodiché è diventata un hashtag, poi abbiamo arruotato e abbiamo conquistato un mondo. Allora, Lorenzo De Angelis, c'ero per festeggiare e vivere un po' di sorsetto, sì, infatti ho preparato, infatti me lo sono dimenticato di fare, ce l'ho qua, cioè veramente chissà ma le livelline,
io me lo bevo, c'ho pronto anche la forbice qua perché quello è un cartuccio di cartone, no? Quindi si deve tagliare con la forbice, io me lo bevo un po' di sorsetto perché è per buon augurio. Poi io il vino lo bevo, però il sorsetto mi muovevo, lo faccio un dente a buio, eccolo qua. Non mi voglio ubriacare perché poi non una buia è difficile da ubriacare, però un po' di sorsetto, dove sta? Ecco qua. Il corpo di sulle Nostia facessi il corpo di Carlino, il corpo di Carlino, e questo è il sangue di Carlino, nel senso religioso, alla faccia, no, la faccia vostra, la faccia di Alessia Marcuzzi, se proprio, un po' anche la faccia dei Giacomo, un po' anche la faccia dei Giacomo, alla nostra vittoria, più grande. Vabbè, non è malefico, vero? Non è proprio malefico. Allora, Alessio di Stix, Fabrizio, Alessio di Stasio ti ho mandato un messaggio vocale su Facebook, ora ce lo sentiamo. Domenica pomeriggio, Sabatino dice, domenica pomeriggio io e i miei amici ci vediamo in piazza del Plebiscito. Probabilmente sarà proprio domenica, voglio che organizzeremo questo incontro tra case cadute per festeggiare questa grande vittoria. Allora, chi è che mi ha inviato un messaggio vocale? Sabatino, Sabatino, adotta un bambino e chiamalo Clementino. No, Alessio Di Stasio, ecco quel messaggio vocale, sentiamo. Fabri, tu e Clementino siete due grandi casa caruta. Ma è in dubbio, ora, cioè, oramai, ma pure tu, cioè, sei una casa caruta perché chi è che non lo è? Chi è che non lo è? Comunque, Natus il sorsetto, si chiama sorsetto, quindi un sorsetto me lo faccio, l'ultimo, perché se no mi embriaca. Posso sostenere a Suaglione che io già l'avevo visto qualche volta, Suaglione che diversamente abile, che sta a Sanremo, sta parlando, Suaglione in campo, tutto che non parla, non riesce a parlare bene perché tiene una malattia, però è in campo, è un Suaglione che ancora c'è bello, ci funziona, fortunatamente gli funziona anche bene, meglio pure i nostri, secondo me. Siamo pronti a se uno non è nato in campo, insomma, è nato vogliono chiedere energia, nonostante la sua malattia, è uno che ha una bella energia. Comunque, sorsetto è meglio del tavernello, diciamo, ma la sta là comunque a livelli, credo, poi il messaggio io il vino non lo bevo. Comunque, chi è qua? Per Anonymous, chi lo sorsetto mi pare tanto una cagata, no, lo vedremo. Non è una cagata, cioè è vero, è finto, anzi, comunque voglio farmi senti anche il mio Danilo Tammaro, messaggio vocale di Danilo Tammaro, sentiamolo, Danilo Tammaro, sta. Aspetta, tengo un attimo a volo, voglio sentire Gennaro Di Cicco, 3 secondi. Sai che è una casa caruta, 3 secondi, poi dici solo che è una casa caruta. Allora, chi ha gitto che ce l'hai giù, o vocale? Ma discuta, ciao Fabri, ciao Rossella, Sciuli, grande Rossella, sei pure tu. E chi ha già letto, guarda, ma fiducia, scusa, ma non voglio ricevere scusato, ragazzi, ma mi ha aggiunto pochi sossetti, ma fiduciate. Cioè, è difficile sentire proprio fiato, ma ci ha fatto qua, magari un vino, mi ha fatto un fiduciato, meno male che non lo sentite il fiato. Comunque, chi è che mai puoi leggere un attimo il mio coso vocale? Fabri, senti anche il mio, poi, ha parlato mio padre, Mario Gloria, Maretti, modo che chiappa un attimo, si ti trovo, Maretti, si ti trovo, lo so. Ecco qua, ti sentiamo, non ti preoccupare. Quando me ne mandate i messaggi? Sento prima il primo. Ma ti provi una casa caruta, stai mandando un messaggio per votare Clementino, no, ci ha già fatto. Per poi ci ha già mandato, però effettivamente non sapevi mandare, perché tengo un telefono nuovo, ci sono una casa caruta, tuo figlio lo sa, cioè tu Mario lo sa, che ha iniziato a oggi ne cosa ne... C'è Roma, tu non hai idea che è successo, all'improvviso, quando hai visto casa caruta, ci ha raccontato i genitori miei, suo padre, quando hai visto casa caruta, sono venuti i cartini, nella camera mia, hanno voluto vedere che ti facendo, hanno preso a schettare il rasato, ti capo la casa da coda, una volta un bello. Ma i già letto, su messaggio tuo. Ma che cazzo mi ci va a fare da ora? Ma già sono tu, non voglio confondere. Comunque, Manuel Loco, se mette una caramella a bocca si sente usata, no? Può essere che tenga una bucchina webcam, tra l'altro, tenga una bucchina webcam che potrebbe anche avere, nonostante, cioè costa così tanto che potrebbe avere, ma non regalate, però potrebbe avere anche i sensori per gli odori,
talmente che... Sivero Fabio, chi sta collaborato con Lucarello in Cappotto di Legno, su il pianista che sta suonando ora. Ma chi se ne vogliono in gamba? È una malattia, ma comunque nonostante ciò la data che fosse, Salango sta cantando, veramente onore a lui. Medio Oliva, mio padre vedendo di bere il sossetto ha esclamato: ma chi se può correre il caso Caruda? Ma il sossetto è la bevanda dell'MD, il vino dell'MD, quindi è il vino diciamo, di Cristo fondamentalmente. Allora, Dark Kish, cioè, ne siamo in 110, ci stiamo diminuendo, ma è ovvio, siamo in fine serata, tra poco pure io attacco perché non ce la faccio più, perché comunque stiamo a un'ora e mezza in diretta, ma fondamentalmente chi sto un graire, perché poi ieri voglio questo pensiero, no? Quando tiene questo pensiero, e mi capitò anche l'altra volta, è una guerra, voglio, succede una guerra, cioè io fondamentalmente a cominciare questa guerra, io penso anche voi, perché cioè, ti dico, mamma vince, non esiste, cioè, ma applica. Infatti non ho dormito stanotte, non ho dormito bene e mi sono sciutato a press, con sta capi per un attimo i commenti. Poi ovviamente oggi sono state 3 giornate, poi a cioè, ho investito una giornata stando vicino al computer a vedere un attimo questa situazione, sono sceso, ma sulle capite, solo questo sono riuscito a fare, pure la barba perché facevo proprio schifo, ero impresentabile, pareva una scimmia, quindi mi sono andato un attimo a tagliare, a spelarmi, e poi quindi mi ha pigliato, cioè, su un grairo, oggi mi fanno male i rine, perché sono stato vicino al computer, mi fa male la capa, mi fanno male l'occhio, sono picciati in retine, allora è giusto che sia così, sto stanco mentalmente, perché però sono troppo contento, io stanco ma contentissimo, quindi va bene. Alessio Masucci, mi saluti, sei grande, Alessio, saluto a te e a tuo fratello, voglio bene. Il mandrillone, si chiama, mi fa ridere. Maria Giovanna, sta gente con Mastuaglione a Saremo che stava su pure con una malattia e si accende manco campanella da casa mia. Ma chi è bravo? Secondo me quando stava bene sarà stato ancora più bravo di quello che è mo'. Però è bravo, ma no perché, a parte che stava su bravo perché sta combattendo una sfaccina malattia brutta che è infame, che non so quale sia, forse la qualcosa multipla, sclerosi multipla, si fatta così, sono malattie che ti bloccano i muscoli, ti bloccano il corpo, sono cose troppo brutte, troppo tristi, purtroppo esistono. Vabbè. Comunque Napolino Natus, visto che non possiamo scrivere sulla tua pagina perché hai raggiunto 5.000 amici, perché non scrivi sulla pagina ufficiale? Non possiamo scrivere, ma mandami un messaggio privato, quello mi arriva, oppure sì, può mandare un messaggio, nonostante non siamo amici, cioè, potete mandarmi messaggi, apri Messenger, Fabri, senti la registrazione, la SLA, che se mi pare che si chiama SLA. Con Sonny Crockett, tu sei grande Sonny, Cielo, ti ho mandato il replay di Sanremo sulla chat di Facebook, grazie. Mario Colo, sei una casa cadutissima, dopo il messaggio che hai sentito, c'è stato un messaggio e pata, ma video buone, ma perché? E io non l'ho già visto, messaggio di tuo padre, aspetta. Ok. Ciao, buonasera, sono Marco Gloria, il padre di Mario. Buonasera. Complimenti, signor Wood. Seconda cosa, se non fai sentire questo messaggio in diretta, insomma, la terza cosa la chiamo un sponsor della nostra piccola azienda. Bello, grande padre di Mario, Marco, mi pare che ti chiama, meno male la un messaggio che siamo proprio ammazzati, quindi Mario, se stai sentendo, dice la sentire un messaggio, spero che stia ancora in diretta e mi stai sentendo, ma io ho fatto sentire il messaggio di tuo padre, che si chiama Busca padre, e voglio troppo bene, grazie. Chi è qua? Cioè, dovevi sentire il mio messaggio di Danilo Tammaro, scusami Danilo, mi sono perso Danilo Tammaro, lo vado a trovare un attimo solo. Danilo Tammaro, ma voglio mangiare mettere lente. Danilo Tammaro, sto andando a cercare. Danilo Tammaro, ti troverò. Non si capisce niente. Allora, Danilo Tammaro, Danilo, scrivimi mo, se poi mi scrivi un attimo mo, così salti in primo posto e riesco a acchiappare, perché mo non riesco a acchiappare, Danilo, che la verità. Se sto cercando, ma io mi sembra io non ho mai ricevuto così tanti messaggi, scusate se lo ripeto, ma perché è una cosa unica, è unica, non c'è mai avuto tanti messaggi in Davide. Mandatemi Ciro, Danilo Tammaro, eccolo qua. Danilo Tammaro c'era il mio. Magari mi mandate Gonzalo Gol, allora ce la faccio l'Urnute di Conte.
Cerro, stasera che ballo, mamma mia, Clementina è casa da lui, non ci posso credere di più. La fammucca. Ah, fa un mucco finale bello, sento pure il Cerro, stasera che ballo, Allora, mamma mia. è lo stesso messaggio mi manda. Ti voglio bene, grande Danilo, grande, ti voglio bene, mi è piaciuto la famucca finale, vedi che stai prendendo spunto da me, dalla mia volgarità. Comunque, il mandrillone, senti la registrazione di Giuseppe De Martino. Allora, Giuseppe De Martino, scrivimi ora, così vai al primo posto e io ti riesco a leggere la tua registrazione, perché sennò voglio, è difficile. Ah, Salvatore Rado, nel frattempo voglio sentire. Vai, Cerro, ce l'abbiamo fatta, faccia ricciata, vai. È un po' così pure la faccia di giallo, vabbè. L'ho sentito, grande Salvatore, ti voglio bene, vedo che stai scrivendo, stai in diretta, ti voglio bene perché tu sei nato che mi segui spesso e io approfitto per ringraziarti. Allora, credo che a Fabri faccio un video che fanno una rapina dall'MD, sta da pezza a capo. Allora, c'era Gaetano Tucci, ma che sta scendendo? Fabri tengono un video che fanno una rapina in galleria e mettono le furtive dentro la busta dell'MD addirittura trovato su Facebook addirittura nemmeno i Mariuola che la busta dell'MD vanno a rubare, cioè, veramente non c'è più limite a manchi i Mariuola. Allora si è Cerro dice Gennaro Di Cicco, poi senti? No, si sente questo messaggio con l'altro, significa che sei una grandissima casa Caruso. Ma pure se non senteva, era una casa Caruso, non è che... Allora, ti voglio bene, che Giuseppe De Martino, senti Mattino. Grande Fabri, siamo i ragazzi di Saporena, è scattato con Casa Caruta, siamo arrivati fino all'Aristo, vai sempre così. Grande, poi grande Giuseppe, nonostante io non hagi capito chi sia, diciamo, a livello di faccia, però di Baia Murena, che io sei stato a faticare una decina di giorni vicino a Baia Tomizia, veramente lo voglio bene a tutti quanti, è là, perché sono stato troppo buono, a due oggi faticato, ma c'è come si innessa faticare, cioè sono stato benissimo, sono divertito, a questa poi a pazziare, a ridere, ed è stato molto bello. Gesù il misericordioso, cioè, appena ho sentito il Clementino subito ho collegato e sono stramazzato al suolo dalle risate. Grande Gesù il misericordioso che ogni tanto ci degna della sua presenza, lo voglio bene. Allora, Vincenzo Di Max, noi vogliamo qualche altra parola delle pubblicità, voglio cioè sì, un po' di faccia. Allora, Lorenzo De Angelis, c'era chissà che la casa Caruta di Carlo Conti quanti spaccini non ha buscato, ma Maronna, mi immagino pensavo che se no mi avvalisce che mi suicida, che i soldi che buscano sti cavoli noi non ce li abbuscheremo mai nella nostra vita tutti quanti insieme. Allora, Napolino Nazio, non hai mai bevuto l'Orange Boom dell'MD? È una birra a 12 gradi a benzina, non ho mai bevuto, te lo giuro. Sono sempre la piccoline che non so come si chiamano, come birre che non mi piacciono. Sinceramente è una delle poche cose che non mi piacciono dell'MD sui birre. Alessio Masucci, c'era visto ci siamo usciti, anzi sì, sei grande, quando ho sentito questa cosa non ci credevo, oggi ma state più emozionati di me, stasera, veramente non ci potete credere ancora. Rachele, Protano, finalmente da chiappo, Fabio, buonasera, grande Rachele, ma finalmente che hai sto sempre qua, mi trovo sempre stesso manaffi diretto, quindi Valerio Fugo, bello cielo, si mostra, salutami grande Valerio, pure tu ci stai sempre, io ti voglio bene. Mandrillone, Fabri, bevi il vino, vai, oggi mangi casa, non mi fa la capo, all'epoca già meglio un capo, su pochi vini, no, ma tanti, cioè non è meglio di un capo, mi fa male la capo, non è meglio di cioè, comunque, il diario di Max R. Dumble, senti il mio audio, Fabri, sono Matteo Iazzetta. Matteo, mo che stai pure tu allora, chi è qua? Giuseppe Di Martino Fabri nel dopo festival Fusto Dica Clementini dice che Casa Caruta è nato da un youtuber chiamato Fabrizio Geronimoro. Vabbè, ma sarebbe troppo, perché io mi accontento perché questa è una vittoria nostra, non è una cosa mia, è una cosa nostra, quindi non fa niente. Allora, Matteo Iazzetta, dovresti trovare Matteo. Ok, ecco qua, Matteo Iazzetta, ho trovato subito. Eccolo qua, Matteo. Fabrizio, siamo fatti vincere a Clementino. Sì. La faccia Alessia Marcucci. Sì, ci hanno fatto, grande. Domanda pure un ok, ma penso che l'hai sentito. Comunque, voglio dire, quanti siamo rimasti? Quanti superstiti siamo rimasti nella diretta? Perché fra poco veramente siamo a termine. Comunque siamo centinaia, sarà un onore. Se sta calando la fascia, se sta aiutando la fascia, ma come dici, non fai fare la casa Caruta. Qua c'è alla Karate Kid, sempre così, casa. Se c'è tutto con trucco, ci manca poco che chiagnevo quando stavo. Comunque,
Allora, aspetta, ecco qua. Gennaro di Gioco, ce l'ho a organizzare, Rob rimane con qualche altro cantante, no, non ce la faccio, per carità, non ho più forza, perlomeno ora, non ho più forza per fare un'altra battaglia, questa è stata una grande battaglia, quindi non ho più forza, Allora, Fabio, un saluto al Giardino dei Nonni, ciao, un saluto al Giardino dei Nonni. Ascolta il mio vocale, Maria Giovanna Russo, allora, mo ci provo, Maria Giovanna, non so dove sia questo tuo vocale, che a volte mi ha finito nei messaggi diciamo aspetta vai giù non mi chiamano coppa a Facebook Gennaro di Cicco da letto pure messaggio ecco come Maria Giovanna youtuber come Maria Giovanna YouTube messaggio importante poi ho fatto una rasata quindi sicuramente non sarà importante. Fabrizio, dopo che vedi ama spaccare proprio, quindi ti consiglio di fare un'altra cosa, lanciamo l'hashtag dici viva Carlino Roccomanti. Può darsi che domani Roccomanti ha fatto Clementino dica viva Carlino, che dici? Mari, aspetta, vuoi farne pure la domessa? Sì, lo voglio vedere dopo festival, solo per vedere che convinzione Clementino dice che la Casa Caruta è riferita alla sua canzone. No, secondo me no, ormai lui l'ha capito, lo sa che non è riferito alla sua canzone, quindi non credo che lui pensi ancora a questa cosa. Poi, per quanto riguarda fatti Rocco Hunt, la intengo più forza, di la verità, hanno vinto la Champions League, cioè hanno cambiato il mondo secondo me, con Clementino facendoci dire Casa Caruta. Carlino poi non può dire Rocco Hunt, sapete perché? Perché Carlino comunque, Roberto Carlino, è più una pubblicità fondamentalmente, Roberto Carlino, comunque è ribombi il dream. Allora a chi sto dicendo pure ma che fa Roberto Carlino Casa Caruta già è una cosa che già già è la nostra vittoria. Non voglio, cioè, non è un accontentarsi, secondo me è proprio amici cambiato il mondo spacci allora così a caso proprio mi pigliano un bello caffè a farci Gabriele Garco piglia te Rosse pigliano un bello caffè anzi fra poco veramente mi vuoi pigliare pure un grande caffè meritato anzi mi piglio proprio la macchinetta e mi ciao in faccia veramente scusatemi ma faccio un bagno in un caffè perché mi pigliano un caffè a oggi sono come un'annata nonostante io mi abbuffo di caffè ma oggi è stata una troppo non tenevo tempo io mi volevo fare una doccia in realtà e mi organizzo la dieta mi organizzo queste cose anziché vicino a queste cose mi metto la fascia in capo e mi faccio una doccia no senza fascia mi faccio non ce l'ho già fatta mi fare una doccia io perché se ben sono fatti l'otto meno male che mi ho fatto la doccia che sono facendo la dieta con tutti questi quelle cazzo che sono successe questi problemi tecnici che e quindi alla fine vabbè, comunque Dark Kish Roberto Carlino non vende sogni ma solide realtà Roberto che abbiamo vinciuto che stavolta è stata una solida realtà è stata veramente una solida realtà stavolta è stata veramente una solida realtà infatti mi dispiace che non l'hai scritto in coppa a Facebook questa cosa che abbiamo vinciuto poi scriviamo un coppa a Facebook sul fatto che abbiamo vinciuto perché poi pare scusate ma chi stava in dieta non lo so quindi scrivo un coppa a Facebook scrivo una frase ce l'abbiamo fatta scrivo live ce l'abbiamo ce l'abbiamo con la posta ce l'abbiamo fatta voglio scrivere perché capito faccio sapere a tutto quanto pure chi non sapesse Clementino Clementina di scritto ma ne diciamo Clementino cioè, abbiamo fatto vedere Clementino ha fatto ha trasformato mi piace più trasformato il nostro scusate la lentezza il nostro sogno in una solida realtà eccolo qua case cadute forever case cadute forever ecco qua pure lo reset e voilà voglio grande ha già pubblicato su Stato come capito come vittoria il nostro sogno in una solida realtà grande sono troppo contento voglio.
conquisteremo il mondo, certo, grande, voglio conquistare, ma l'abbiamo conquistato l'Europa, l'abbiamo conquistato, il mondo l'abbiamo conquistato oggi, ma quale Europa? Mondo visione, Sanremo, è attaccato in un posto, chi è qua? Sì, no, qua, quando, sì, vabbè. Ora a me mi stanno attaccando quando ho questo video, Clementina. Troppo bello, voglio. Oh, ma facciamo, spero che qualcuno di voi mi ha fatto un video che io esultavo, perché, cioè, tutto, non lo so, forse mi sarà pure già arrivato e non ci ho fatto caso. Crecca. Vabbè, però io già con tutto il caso, due case cadute comunque fanno tutti i video belli, ma per carità, alto le mani, con i video non si può dire niente. Però un po' stasera, forse lo sapevano, forse non sapevano che noi stiamo facendo questa cosa con Clementino, forse alla fine sì, probabilmente non lo sapevano, perché non si sarebbero messi a cercare cazzo qui, no? Comunque, crecca. Il diario di Max da Cielo, se leggi questo messaggio mi faccio la cover dell'iPhone con la scritta Casa Caruta, lo penso che rimane e a due che cover e te la fa, che vuole e te la fa. MD Mobile Dream, grandissimo. Allora, aspetta. Eccolo qua. Mi piace, 70 mi piace, mi sembra un minuto, 70 mi piace. Pure però già dovevo farla solo a noi, no, non fa niente, ha detto perché tutti insieme siamo una forza, Clementino ha detto Casa Caduta, grande. Ok, voglio. Bello, voglio questa soddisfazione grande da mangiare, bellissima. Voglio bene proprio, sono stremato dalla stanchezza, ma sono contento pure senza forze, pure stanco, pure senza voce, di continuare a stare ancora qua con voi a fare questa diretta storica, nonostante stiamo scendendo di spettatori, vabbè, comunque fra poco me ne vado perché chiaramente ce la faccio più. è stato un onore, voglio questa sera stare con voi, è stato un onore, è stato un onore, veramente, voglio, grandi, abbiamo fatto una lotta troppa bella, troppa forte, una battaglia troppo bella, quindi bella, voglio ringraziare a Carlino, ringrazio per l'ultima volta il nostro santo Roberto Carlino, non so se riuscite a leggere anche la scritta, il nostro grandissimo MD che top domina, la nostra grande Casato Cola, anzi no, prima di lasciarvi mi faccio pure un zuzzi Casato Cola, nonostante dopo non c'è più caffè e questo contenga caffeina. So che mi state invidiando perché pure voi voleste fare un bello zuzzi Casato Cola, allora poi mangio pure la cioccolata. Ecco qua. Poi voglio, e niente, vi lascio perché me ne vado e vi voglio troppo bene, ve lo ripeterò fino all'infinito. Presto vi aggiornerò perché a festeggiare, secondo me dobbiamo festeggiare. E niente, grazie ancora, voglio bene, abbiamo esaudito un sogno, ma avete esaudito un sogno mio, ma penso pure vostro, ce siamo fatte insieme, l'unione fa la forza, non sta niente da fare, è così. Quindi, lasciamoci così senza niente, no, va abbracciato, veramente va abbracciato. Voglio bene, di solito quando finisco le dirette dico sempre lo saluto e poi saluto tutti quelli che dopo si vedono la diretta, perché poi la diretta sa chi sa vede in diretta e chi sa vede in differita, però che non lo so, è talmente lungo che non so se sarà mai vista da qualcuno in differita, poi nonostante siano anche due le dirette, perché ne abbiamo fatto due piezze, uno prima, forse pure tre abbiamo fatto, non mi ricordo più oramai, è stata talmente confusionaria la sera che forse ne abbiamo fatti anche tre, quindi non so chi se le vedrà mai più in differita. Comunque stanno sempre un po' canale di YouTube, quindi se voi volete rivivere, ma io lo farò perché la voglio rivivere l'emozione di questa serata in differita, andate a vedere questi video che stanno comunque salvati sul canale YouTube mio. Poi questo voglio grandi, Sim Grosso, voglio bene, ancora una volta abbiamo vinciuto, stavolta abbiamo vinciuto come del mondo e non poteva succedere questa cosa, se non era per noi che facevamo questa cosa. Voglio bene, veramente. Poi piano piano, scusatemi se non vi riuscirò a rispondere subito ai messaggi di Facebook, ma piano piano vi rispondo a tutto quanto, ve lo prometto. E niente, voglio bene, forza Carlino, forza MD e forza Case Cadute forever, Ciao,